Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Anche oggi vi racconteremo i fatti principali della giornata, raccontati dalle nostre redazioni, e poi ospiti e collegamenti. Affronteremo varie tematiche, da quello della formazione all'interno delle aziende per essere sempre più competitive. Parleremo poi di un corso organizzato dall'ULSS 1 per le coppie che intendono intraprendere la strada dell'affido, e poi nella seconda parte conosceremo un po' meglio e forse anche da vicino, perché la nostra ospite potrebbe portare proprio qui in studio dei piccoli ricci per capire come comportarci in caso di incontri con questi animali che proprio in questa stagione stanno uscendo dal letargo. E poi una bellissima iniziativa in programma domani al campo di volo di Caposilli. Insomma, tutto questo per tenervi compagnia fino alle 14:30, ma naturalmente, come sapete, all'inizio c'è la cronaca in primo piano, e allora torniamo a parlare della morte di Anika Panfili, la 31enne trovata senza vita nelle acque del Piave domenica mattina a Spresiano. Ci sono delle importanti novità che arrivano dalla procura, direttamente dal procuratore Martani, che il nostro Christian Arboit ha incontrato poco fa, e allora vado subito a Treviso da Christian Arboit insieme a Simone Merlo. Buongiorno. Sì, grazie per la linea anche da parte di Simone Merlo, che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo ancora una volta all'esterno del Palazzo di Giustizia di Treviso, dove non passa giorno, non passa ora, in verità, che non ci siano dei dettagli sulla morte di Anika Panfili, la 31enne trovata morta domenica sul greto del Piave. Inizialmente, lo sapete, si pensava ad un suicidio. Purtroppo, come tanti, in realtà nel corso dei giorni ha preso forma e consistenza l'ipotesi di un omicidio volontario. Ieri sera, nel corso del nostro telegiornale, vi abbiamo parlato per l'appunto dell'ipotesi dell'apertura di un fascicolo per omicidio volontario. Ebbene, quella ipotesi nel corso della notte è diventata realtà, è ufficiale. Dunque c'è un fascicolo per omicidio volontario, proprio per fare luce sugli ultimi istanti di vita, sulle ultime ore di Anika. E c'è un dettaglio che sta emergendo in maniera forte, ovvero che tra le persone sentite in questi giorni dai carabinieri, dagli inquirenti, c'è Franco Battaggia, un nome che sicuramente a voi telespettatori dirà molto, perché per anni, per decenni, è stato la primula rossa della Marca, accusato e condannato nel 1988 per l'omicidio di un uomo. Fu una vicenda che fece molto discutere. Battaglia si diede alla fuga, prima in Ecuador, poi in Svizzera. Oggi vive e lavora a Spresiano, tra Spresiano e Arcade. Ebbene, la 31enne faceva le pulizie a casa sua, quindi anche Battaglia è stato sentito in questi giorni, così come tanti conoscenti e amici della donna, nonché familiari. Non potrebbe essere altrimenti. Quindi questa è la situazione al momento. Tra l'altro, e adesso lo sentirete, il capo procuratore Marco Martani non se la sente di escludere che ci siano più persone coinvolte in questo possibile omicidio volontario. In questo momento, chiaro, devono prevalere i condizionali, il condizionale d'obbligo, come si dice, però è anche innegabile che in questi giorni l'ipotesi del suicidio sia stata smontata pezzo per pezzo, giorno dopo giorno. Allora, nel salutarvi con Simone Merlo, lancio questa intervista realizzata poco fa al capo procuratore Martani. Si indaga senza sosta su questa morte sempre più sospetta e sempre meno un suicidio. Sì, insomma, l'ipotesi del suicidio ha perso consistenza, è molto improbabile, quindi stiamo accertando le ipotesi alternative, la prima delle quali è quella dell'omicidio. Un omicidio che potrebbe essere andato anche oltre le intenzioni. Questo è presto per dirlo, perché prima bisogna cercare di scoprire se omicidio è stato, chi lo ha commesso e poi in quali circostanze e per quali motivi.
Sul chi l'ha commesso voi state sentendo diverse persone e tra questi nomi sentiti, sottolineiamo questo, c'è anche un nome molto noto sulla piazza Trevigiana e Veneta, quello di Franco Battaglia. Non posso fare delle dichiarazioni sulle persone sentite e sulle loro dichiarazioni. Sono state sentite tutte le persone che ci è risultato avessero rapporti di frequentazione abituale e di lavoro anche occasionale con la donna. Quindi se le chiedo, è stato sentito Battaglia, lei mi dice sì o no? Non posso confermare né smentire. E senta, dottore, in questo momento non ci sono comunque persone nel registro degli indagati? Anche su questo non posso né confermare né smentire, perché le iscrizioni nel registro degli indagati non sono pubblicabili fino a quando non sono note all'interessato. Comunque il fascicolo per omicidio volontario è aperto a questo punto? A questo punto sì, abbiamo aperto per l'ipotesi quella di omicidio volontario. Quindi ieri era un'ipotesi di apertura, adesso è stato aperto in queste ore? Sì, valutato tutto riteniamo che sia ragionevole ipotizzare un omicidio volontario. Ecco. Un omicidio volontario di una madre di 4 figli, il che rende la cosa ancora più orrenda per certi versi. Sicuramente. Senta dottore, voi adesso come vi state muovendo in questo sarà un weekend di indagini per tutte le forze coinvolte? Continuano gli accertamenti, diciamo così, a 360 gradi sulle frequentazioni della donna e sugli ultimi movimenti che ha avuto. Da questo punto di vista potranno aiutare i tabulati del telefono, che pure sono stati chiesti, anche se il telefono non è stato rinvenuto, e una visione delle telecamere delle zone in cui la donna è passata o potrebbe essere passata. Anche per capire se ci sono più persone coinvolte, anche perché se il corpo è stato portato forse servivano più persone. Queste sono solo ipotesi. Queste le parole del procuratore di Treviso, Marco Martani, in merito alla morte di Anica Panfile. Insomma, la notizia di oggi è che è stato aperto, dopo quella che era solo un'ipotesi fino a ieri, oggi l'ufficialità dell'apertura di un fascicolo per omicidio, e dunque ormai è archiviata completamente l'ipotesi iniziale del suicidio e quindi ora si indaga su questa pista. Ringrazio Cristian Arboit e Simone Merlo per gli ultimi aggiornamenti dalla Procura di Treviso. Continuiamo con la cronaca, con una storia orribile che arriva da Verona. Anziana trovata morta in casa da almeno 5 anni. Il figlio, ora irreperibile, ha continuato a percepire la sua pensione. In quel letto ormai di lei c'erano soltanto i resti mummificati. La prima stima del medico legale è che sia morta almeno 5 anni fa. Cause naturali o meno, è presto per stabilirlo. Così come sono tanti gli interrogativi di questa storia dell'orrore che va in scena in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di Borgo Milano, periferia di Verona. I resti sono quelli di un ottantenne che lì risiedeva assieme al figlio 60enne. Quest'ultimo irreperibile dopo che in tutto questo tempo ha continuato a percepire la pensione della madre morta. Il corpo è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri dalla polizia locale e dai vigili del fuoco di Verona. L'intervento dopo alcune segnalazioni dei residenti e vicini che da troppo tempo non vedevano la signora. Dopo aver forzato l'ingresso, l'orripilante scoperta dei resti sul letto e una rida di domande alle quali solo il figlio dovrà dare risposte. Com'è morta la donna? E com'è possibile che quel corpo sia rimasto sul letto per così tanto tempo? Possibile che nessuno si sia mai accorto di nulla? L'indagine è appena iniziata e il primo tassello del macabro puzzle sarà quello di rintracciare l'uomo e bloccarlo. Caso di tubercolosi in una scuola media di Vigonza, siamo in provincia di Padova. Lo studente è ricoverato per accertamenti ma in buone condizioni. Immediatamente è scattato il protocollo regionale previsto. Lunedì l'ULSS 6 incontrerà i genitori dei ragazzi individuati come contatti stretti. L'allarme è scattato mercoledì con la conferma di un caso di tubercolosi in uno studente della scuola media Don Lorenzo Milani di Vigonza. Il ragazzo è ricoverato in ospedale dove è sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso, ma in buone condizioni. Nel frattempo, come prevede il protocollo di sorveglianza delineato dalla Regione Veneto, l'ULSS 6 e Euganea ha fatto scattare le misure di prevenzione con avviso al comune e alla scuola. Il primo passaggio è l'identificazione dei cosiddetti contatti stretti. In questo caso, come negli altri casi, sono i familiari, sono le persone con cui si passa la maggior parte del tempo. In questo caso è uno studente, quindi ovviamente il contesto scolastico, la sua classe,
fa il doposcuola anche dopo scuola, e per un ragazzino, diciamo, l'attività sociale, se c'è l'attività sportiva eccetera, si va a indagare quali sono i contatti stretti. A scuola lunedì prossimo 29 maggio i sanitari dell'ULSS 6 incontreranno i genitori degli studenti individuati come contatti stretti del ragazzo contagiato. Sui contatti stretti bisogna fare un piccolo, diciamo, esame cutaneo, si chiama Mantoux, che nell'arco di 48-72 ore dimostra se c'è stata un'infezione, un arrossamento, diciamo, un allone rosso, e questo identifica le persone che sono state esposte, in questo caso, a un microorganismo. Infettato non vuol dire ammalato, lo chiariamo subito precisamente, però è già un soggetto su cui fare ulteriori accertamenti. E le persone, in questo caso i ragazzini, che invece sono negativi al test, vengono ritestati dopo un paio di mesi, 8 settimane. La lettura del test verrà fatta il 1° giugno, data entro la quale sarà chiaro il quadro della situazione. Una malattia infettiva, la tubercolosi, che in Italia ha un'incidenza più bassa rispetto al passato, ma è ancora diffusa in varie zone rurali del mondo. In questo momento ne stiamo seguendo 2, abbiamo anche un caso adulto, e quindi in questo caso l'accertamento è nel contesto lavorativo, familiare e delle relazioni sociali, in maniera più o meno con la stessa modalità che ho descritto. Ieri ha sorvolato con la Premier Meloni le zone alluvionate dell'Emilia Romagna. Oggi la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è arrivata a Venezia, visita all'OIU, poi l'incontro con il sindaco Brugnaro. Ci racconta questa giornata particolare per Venezia la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Allora continuiamo con la cronaca e restiamo comunque nel veneziano, andiamo a Maerne di Martellago per un incendio la scorsa notte poco prima delle 23 in un'azienda di lavorazioni di polveri metalliche. A prendere fuoco è stato un trasformatore a olio, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I pompieri accorsi da Mestre con i volontari da Milano con 2 autopompe, 2 autobotti, il carro nucleare biologico chimico radiologico, l'autoscala e 16 operatori hanno spento le fiamme del trasformatore a servizio di alcuni forni dell'azienda. Leggermente danneggiato il tetto del capannone. Le cause del rogo sono ora al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco e dell'azienda. Le operazioni dei pompieri di completo spegnimento e messa in sicurezza dell'azienda sono terminate alle 3. E sempre cronaca, ma dalla provincia di Padova è stato invece assolto per non aver commesso il fatto il 48enne di origine torinese accusato di aver esploso 3 colpi di fucile da caccia caricato a pallini contro il ristorante Cassana nel gennaio 2018. L'uomo era stato indagato lo scorso maggio dopo essere stato arrestato per il reato di evasione in seguito ad una rapina. Era stato rinviato a giudizio, ma ora è stato assolto e quindi la storia degli spari al ristorante di via Martiri Sebastiano e Fabiano a Padova resta un mistero. Restiamo a Padova, rito abbreviato per l'anziano che nel 2022 accoltellò una dottoressa allo IOV di Padova. All'86enne è stato riconosciuto il parziale vizio di mente. Accoltellò la dottoressa dello IOV che l'aveva appena seguito nella sua terapia antalgica. L'anziano padovano, autore dell'aggressione avvenuta nel novembre del 2022 a Padova, è stato condannato con rito abbreviato a 3 anni e 2 mesi di reclusione per tentato omicidio. Il giudice alla fine ha riconosciuto il vizio parziale di mente, quindi l'anziano non andrà in carcere. La dottoressa, ferita alla mano e alla gola, si era salvata difendendosi, si è costituita parte civile ed è stata risarcita con 50.000 euro. Quel giorno di novembre l'anziano paziente era andato all'Istituto Oncologico Veneto per la consueta seduta di terapia antalgica per alleviare i forti dolori causati da una neoplasia. All'improvviso ha aggredito la dottoressa con un coltello da cucina portato da casa. L'uomo in precedenza non aveva mai mostrato segni di aggressività o violenza nei confronti della terapeuta. È stato bloccato in tempo dagli altri medici e infermieri che erano stati richiamati dalle urla della dottoressa, che era riuscita a parare i colpi potenzialmente mortali. L'anziano venne fermato fino all'arrivo della polizia. Dopo la condanna, il giudice ha comminato la pena con la libertà vigilata per 1 anno e l'obbligo di frequentare un centro di salute mentale.
È stato fermato ieri dai carabinieri di Padova un tunisino di 42 anni che stava camminando per strada provocando allarme con un coltello in mano. È stato denunciato. Lo hanno notato alcuni passanti camminare lungo via Plebiscito a Padova impugnando un lungo coltello e hanno subito chiamato la centrale operativa del 112. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta nell'arteria nord della città trovando un 42enne originario della Tunisia con in mano un coltello da cucina con una lama lunga 34 centimetri. Con la dovuta cautela l'hanno avvicinato e si sono fatti consegnare l'arma. L'uomo è stato quindi accompagnato in caserma, dove ha fornito un nome falso smentito dagli accertamenti. Il 42enne, irregolare in Italia e con precedenti, è stato quindi denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi e false attestazioni sull'identità. Controlli della Guardia di Finanza nelle attività commerciali di Padova, multe e sospensioni ad alcuni locali con lavoratori irregolari. 15 lavoratori irregolari scoperti durante il mese di maggio dalla Guardia di Finanza di Padova durante i controlli nelle attività commerciali, soprattutto quelle nell'ambito della ristorazione come bar e locali che nei mesi primaverili ed estivi utilizzano più manodopera per la gestione delle attività. In totale sono stati trovati 9 lavoratori in nero e 6 assunti con un contratto di lavoro a chiamata senza la comunicazione di inizio della prestazione lavorativa a cura del datore. Le attività in cui sono state riscontrate le irregolarità rischiano ora sanzioni comprese tra un minimo di oltre 28.000 euro e un massimo di 118.000 euro e in 2 casi anche il provvedimento di sospensione. Andiamo ad Asiago, in provincia di Vicenza, per l'incendio in un locale. Ai nostri microfoni il titolare. Siamo tutti spaventati, anche perché tutto quel fumo, più che altro, siamo tutti spaventati, sì. Un muro di fumo e tanta paura. Ha temuto il peggio Carlo Rigoni, titolare dello storico negozio di souvenir Il Cantuccio, lungo via 4 novembre ad Asiago. Fiamme divampate, forse a causa di un cortocircuito, dai locali sotterranei dello scantinato, adibiti a magazzino del negozio. Ero qui in centro, mia moglie mi ha chiamato perché c'era del fumo sulle scale, ecco. E sono arrivato a casa di corsa, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, sono arrivati abbastanza in fretta. Per fortuna non hanno usato dell'acqua per spegnere questo principio di incendio e abbiamo un po' tutto affumicato, sia il negozio che il magazzino, insomma, ecco. Adesso stiamo portando via tutto. Souvenir di legno, stoffa e carta, oggettistica facilmente infiammabile, completamente bruciata o intaccata dal fumo. I danni, oltre agli articoli conservati alla parte sotterranea del negozio, anche nel piano superiore, completamente invaso dal fumo. Le cause del rogo rimangono al vaglio della squadra dei pompieri intervenuta sul posto. Un negozio, quello della famiglia Rigoni, che porta con sé 100 anni di storia, uno dei più antichi dell'altopiano e che ora deve fare i conti con una nuova ripartenza. È un negozio storico, sì, centenario, sì. Adesso stiamo svuotando il negozio, guardi, con il furgone stiamo portando via tutto per sanificare i locali. Una notizia di servizio per chi sta cercando di contattare gli uffici del comune di Castelfranco Veneto per lunedì 29 maggio. Indicativamente tra le 9 e le 13 potrebbero esserci dei disservizi sulle linee telefoniche, proprio le linee telefoniche comunali di Castelfranco dovute alla migrazione delle linee stesse ad altro operatore. Dunque lunedì 29 maggio indicativamente nella fascia oraria tra le 9 e le 13 potrebbero esserci dei problemi alle linee telefoniche degli uffici comunali e quindi se possibile rinviate la chiamata ai giorni successivi proprio per questo cambio di gestore. Torniamo alla cronaca, incidente questa mattina alle 4 lungo la A13 in direzione nord allo svincolo tra il casello di Padova Sud e Padova zona industriale. Un'auto è uscita di strada ed è finita in un fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco per recuperare l'autista del mezzo rimasto leggermente ferito che è stato poi trasportato in ospedale a Padova. E A13 spesso scenario
scenario di incidenti come quello costato la vita ad un cittadino cinese che era sceso dall'auto per controllare i danni al suo veicolo, coinvolto in un tamponamento e poi è stato investito. Questo episodio riporta alla luce quanto sia importante seguire alcune regole. Allora ci colleghiamo con la nostra Chiara Gaiani da Padova che ci parla insieme al comandante della Polizia Stradale, ci dà alcune informazioni insieme a lei anche Federico Cibotto. Buongiorno ad entrambi e buongiorno al comandante. Buongiorno da Padova, ci troviamo all'interno del complesso del reparto mobile che ospita tra l'altro anche la Polizia Stradale. Ringraziamo il comandante della Polizia Stradale di Padova, Gianfranco Martorano, per essere con noi. Il tragico incidente sulla 13 con l'investimento di un cittadino cinese che era sceso dall'auto dopo un incidente ci pone delle domande. Ci sono delle regole auree da seguire per non mettere a rischio la propria vita che vorremmo chiedere proprio a lei di ricordare a tutti i nostri telespettatori, comandante. Sì, ci sono ovviamente delle regole di estrema prudenza, ancor più quando ci si trova in ambito autostradale e soprattutto ci troviamo di notte. Queste regole di prudenza sono state ovviamente ricomprese dalle norme previste dal Codice della Strada, che intanto pongono un assoluto divieto di circolare a piedi in ambito autostradale. L'unica zona in autostrada dove si può stare a piedi sono le aree di servizio, non assolutamente le aree di sosta e né tantomeno le corsie di emergenza. Queste altre aree servono per situazioni estreme in cui si verifica un'avaria del nostro veicolo piuttosto che un malore improvviso del conducente o dei trasportati, e in tali occasioni anche lì è sempre molto pericoloso andare a terra, ma se bisogna scendere dal veicolo la norma prevede di indossare il giubbino di alta visibilità. Certo, perché ricordiamo insomma c'è buio, tra l'altro in questo caso purtroppo c'è anche l'autista dell'auto che ha investito il cittadino cinese e altre 3 persone, che era ubriaco ad aggravare la situazione, ma c'era stato un piccolo tamponamento e comunque si sono messi in pericolo queste persone che sono scese dal veicolo. Sì, non entriamo assolutamente nel merito della dinamica delle cause e conseguenze dell'incidente che lei ha citato, però ripeto, assolutamente ci sono delle regole ben tassative che vanno rispettate con attenzione. E poi ovvio che l'altro concausa importante è sempre il fattore velocità, perché anche il conducente deve prevedere l'imprevisto, che può essere anche un pedone in emergenza appiedato e che magari non ha messo il giubbino di visibilità. Ecco, regole che valgono anche all'interno di un circuito urbano, all'interno di una città. Per esempio, ricordiamo come si deve muovere una persona in bici durante le ore notturne o anche a piedi se la zona non è ben illuminata. Beh, assolutamente. Intanto se parliamo di biciclette hanno l'obbligo di circolare con i fanali accesi, con i dispositivi catarifrangenti, di rispettare tutte le regole del codice della strada. Lì consiglierei sicuramente un abbigliamento più visibile, quindi evitare abbigliamento scuro, ma abbigliamento più visibile, se non vogliamo mettere il famoso giubbino di alta visibilità, che è obbligatorio fuori dai centri abitati. Altro consiglio molto importante anche con le biciclette non è obbligatorio, ma l'uso del casco riduce notevolmente le conseguenze degli eventuali incidenti. Da qualche anno, comandante, è comandante della Polizia Stradale di Padova. Promuove o boccia i padovani per strada? Ma guardi, assolutamente abbiamo un livello di infortunistica che è in media nazionale, ma forse anche qualche punto in meno rispetto alla media nazionale. Abbiamo una struttura viaria abbastanza adeguata, non possiamo lamentarci, ripeto, paragonandolo al resto del panorama nazionale. L'unico dato che è leggermente superiore alla media è quello delle guide in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Quindi noi concentriamo i nostri sforzi soprattutto su questi 2 settori, quindi stupefacenti e alcol sono il nemico numero 1 sicuramente della sicurezza stradale. Allora, noi ringraziamo davvero Gianfranco Martorano, comandante della Polizia Stradale di Padova, e da Padova ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara Gaiani, grazie Federico Cibotto e grazie al comandante della Polizia Stradale di Padova per questi importantissimi consigli, tanto più che tra qualche mese molti automobilisti si metteranno in strada, in autostrada per raggiungere le mete di vacanza, e dunque sono importanti queste regole da rispettare. Restiamo a Padova, individuato il responsabile delle scritte anarchiche sui muri della sede di Casa Pound e dell'università.
Due scritte, la prima lo scorso 25 febbraio, Alfredo Libero Vergata, con la vernice nera e la firma della accerchiata sui muri della sede del Bivacco, l'associazione di Casa Pound in Riviera Paleocapa. Una scritta per chiedere la fine del regime di 41 bis per l'anarchico Cospito. La seconda in verde ad inizio maggio sui muri di una sede universitaria al Portello, con un insulto rivolto ad Aldo Moro nei giorni in cui ricorreva l'anniversario della morte per mano delle Brigate Rosse. Moro, sponsor della Renault, ricordando l'immagine passata alla storia del ritrovamento del cadavere del presidente della DC nella portabagagli di una Renault 4. Il responsabile di queste scritte sarebbe un 25enne padovano vicino agli ambienti anarchici. Il giovane, insieme ad un altro ragazzo, sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza cittadina e riconosciuto dagli indumenti che indossava durante l'imbrattamento della sede di Casa Pound. Il 25enne sarebbe anche l'autore della scritta su Aldo Moro. La Digos, su disposizione della procura, ha eseguito la perquisizione a casa del ragazzo, ritrovando i vestiti usati, il materiale di propaganda anarchica, sequestrati anche un PC e un telefonino. Il 25enne è ora accusato di istigazione a delinquere e imbrattamento. A Due Ville, in provincia di Vicenza, un automobilista colto da malore è stato salvato dai carabinieri. I militari, per accelerare i soccorsi, lo hanno trasportato immediatamente all'ospedale. A Due Ville, un uomo di 51 anni alla guida della propria vettura in viaggio lungo strada Marosticana è stato colto da malore improvviso verso le 8 del mattino nella frazione di Povolano. È riuscito a malapena a controllare il mezzo e ad accostare il bordostrada. All'auto, che però ancora intralciava il traffico, si sono accostati alcuni passanti. Una donna, girando le braccia, è riuscita a richiamare l'attenzione di una gazzella dei carabinieri della radiomobile, provvidenzialmente in pattuglia in quel momento. I militari, accertata la presenza dell'uomo sofferente che lamentava forti dolori al torace, per accelerare i soccorsi hanno scortato direttamente l'auto con a bordo il 51enne fino all'ospedale di Vicenza. L'uomo, trasportato dai carabinieri in carrozzina fino al pronto soccorso, è rimasto in osservazione al nosocomio. E adesso andiamo a Lonigo, vedo collegata la nostra Luisa Bertini in compagnia di quella studentessa padovana che ricevette l'ultima lettera inviata da Paolo Borsellino prima dell'attentato che gli costò la vita. Buongiorno Luisa e buongiorno alla tua ospite. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Parliamo oggi di una storia. Siamo a Lonigo, dove sta per essere inaugurata la casa di Paolo, quindi dedicata a Paolo Borsellino. Ma in questa immensa storia, che è quella dell'antimafia di Paolo Borsellino, vi raccontiamo una storia particolare che arriva dal territorio padovano. Io sono in compagnia di Sara Caon, che nel 1992 era una studentessa del liceo Cornaro e scrisse anche in maniera risentita a Paolo Borsellino a proposito di un'assemblea a cui non era andato, e ricevette l'ultima lettera scritta da Paolo Borsellino proprio indirizzata a lei. Ecco, in realtà non l'ho ricevuta perché Paolo Borsellino purtroppo non poté finirla, perché quel giorno venne ucciso. Ed è però significativo che l'ultima giornata della sua vita, e lui sapeva che non ne avrebbe avute tante, l'abbia utilizzata per scrivere a dei ragazzi. Io peraltro gli avevo scritto una lettera molto screanzata perché ero estremamente risentita del fatto che lui non mi avesse, non fosse venuto, ovviamente, perché che una persona impegnata possa non venire era ovvio, ma che non avesse ritenuto opportuno mandarci 2 righe o farci un colpo di telefono per dirci che non sarebbe venuto. In ogni caso, siccome noi lo consideravamo un magistrato di grandissimo valore, un interlocutore prezioso, gli avevo mandato una lettera, appunto, dico screanzata e dir poco, in cui però gli mandavo le domande che gli avremmo fatto se fosse venuto e a cui avremmo gradito risposta. Nonostante l'impegno, nonostante lui non avesse modo di stare neanche con i suoi figli, lui a questa lettera risponde, ci spiega come e perché è diventato giudice, parla della sua colpevole indifferenza fino ai 40 anni, parla dell'ottimismo che ha per quanto riguarda i giovani, perché li vede molto più attenti alle cose, e comincia a rispondere a che cos'è la mafia, che cos'è la superprocura, che cosa. Poi alla quarta domanda resta in bianco, riceve una telefonata, interrompe e il pomeriggio verrà ucciso e quindi non la finirà mai. Lei come l'ha ricevuta questa lettera incompiuta? Questa lettera è stata portata a Padova dal consigliere Caponnetto, a cui l'aveva consigliata il figlio Manfredi. Il consigliere Caponnetto in realtà la lesse a un altro liceo, ma
a quel punto venne purtroppo fuori il mio nome. Quindi lei oramai fa parte di questa storia indissolubilmente? Sì, però io sono solo l'occasione che ha dato a Paolo Borsellino la possibilità di scrivere quello che io ritengo veramente un testamento morale. Ecco, io ringrazio la nostra ospite e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa e grazie a Sara Caona per questa testimonianza davvero toccante e ricca di molti significati. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Eccoci in diretta, saranno celebrati oggi pomeriggio alle 17:30 nel Duomo di San Nicolò, Motta di Livenza, i funerali di Annita Buosi, scomparsa all'età di 85 anni, fu una delle vittime di una bomber. Ai nostri microfoni il ricordo di una delle nipoti. Lei ha accettato questo fatto come se fosse una parte del destino della sua vita. Annita Buosi affrontò in questo modo quanto le accadde il 2 novembre 2001 nel cimitero di Motta di Livenza mentre si stava prendendo cura delle tombe di alcuni frati del santuario, quando le esplose in mano un cero con all'interno chiodi e bulloni, ferendola gravemente. Divenne così una delle vittime di una bomber. Queste le sue parole pronunciate allora ai nostri microfoni dal letto dell'ospedale. Vi prego. Mettiti una mano sulla coscienza, vedi di non farlo più, perché so che altre persone hanno sofferto. Per te non farlo più. Daniela, una dei 5 nipoti di Annita, che le sono sempre stati accanto, spiega come quell'evento abbia segnato per sempre la vita della zia. È stato un momento molto forte per la zia. Le ha stravolto la vita perché insomma le menomazioni che ha dovuto affrontare, la perdita di un occhio, le dita, le falangi, non era più in grado di essere autonoma come prima perché la sua manualità è stata compromessa e anche la vista. Annita Buosi non aveva più voluto parlare di una bomber, archiviandolo nel suo passato. Lei ha accettato e ha sempre guardato il positivo di questo, perché ha detto ormai quello che mi è capitato non posso più tornare come prima, e in questo è stata brava perché ha accettato la situazione nuova con coraggio e l'ha affrontata con forza. Un momento doloroso che però non le ha mai impedito di continuare a dedicarsi a chi era in difficoltà. È stato un suo motivo di vita proprio perché viveva da sola, diceva se io ho qualcosa vorrei che anche gli altri avessero qualcosa. Donare agli altri è sempre stato lo scopo della sua vita. È stata una persona che ha sempre aiutato i bisognosi, lei faceva volontariato, se aveva qualcosa per lei ne dava metà a un altro. E allora torniamo a Venezia per la visita in laguna della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Buongiorno Lorenzo Maier. Buongiorno Francesca, a te e ai nostri telespettatori. Sì, si è da poco concluso l'intervento della commissaria, è stato un incontro importante che ha visto lo UAV, l'Università Veneziana, uno dei 2 atenei principali veneziani, essere così un po' in regia di questo importante incontro. La commissaria, come avete visto, è stata a Venezia per la mattinata, si è concessa anche un giro in gondola insieme al sindaco Luigi Brugnaro che l'ha portata un po' in giro per la città, facendole vedere anche i lavori che sono stati fatti in occasione dell'acqua granda, il risanamento della città, e proprio su questi temi il sindaco è tornato qui nell'aula magna dello UAV dove lui ha studiato, si è laureato, quindi da ex allievo anche ha ringraziato i vertici dell'Università Veneziana per aver invitato e per aver organizzato questo importante incontro. E da questa mattinata esce un messaggio forte di Venezia che si candida sempre più ad essere capitale mondiale della sostenibilità. Non a caso tra le autorità presenti in prima fila c'era anche il presidente della fondazione Renato Brunetta. Venezia che vuole essere un po' un ponte importante di dialogo e di conoscenza. Ecco perché questo incontro ha visto
visto l'università protagonista, perché gli utenti maggiori sono, come è stato ricordato, i ragazzi che saranno la classe dirigente di domani. Venezia, che come capitale mondiale della sostenibilità già da giorni sta ribadendo questo percorso, che oggi trova un suo punto, una sua tappa fondamentale e importante. C'è stata anche la presenza tra i relatori della direttrice, della curatrice della Biennale di Architettura Leslie Locco, che ha parlato di questo laboratorio del futuro. Ecco che i temi che si sono rincorsi hanno poi un filo conduttore comune, cioè quello di costruire una città migliore, contribuire a far sì che Venezia sia protagonista anche di una riflessione sui cambiamenti climatici che, come abbiamo visto in queste ore, pensando per esempio all'Emilia Romagna, hanno conseguenze devastanti. Ursula von der Leyen, che è stata ieri nei territori flagellati dal maltempo dell'Emilia Romagna, lo ha ricordato proprio nel suo intervento, dicendo che tutti noi siamo chiamati a dare il nostro contributo, a fare qualcosa di importante, e questa Biennale di Architettura, che si è aperta sabato scorso, tra i suoi obiettivi ha proprio quello di guardare al continente africano come un continente che è visto spesso come un continente che non è all'altezza, in realtà che ha vissuto già alcuni di questi problemi di cui stiamo discutendo oggi in Italia. Se non hai domande, Francesca, ti restituisco la linea. Grazie davvero per questo racconto, grazie a Lorenzo Maier, naturalmente buon lavoro, grazie per averci raccontato questa giornata veneziana della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che, come ha ricordato Lorenzo, ieri ha sorvolato con la Premier Meloni le zone alluvionate dell'Emilia Romagna, dicendo: l'Europa è con voi. Aumenteranno nei prossimi mesi, cambiamo argomento, i controlli dell'ULSS 3 Serenissima. Sui casi di West Nile nessun allarmismo, ma nei casi gravi la malattia può essere anche mortale. Per non farsi trovare impreparata, l'azienda sanitaria veneziana annuncia un aumento della vigilanza sulle cosiddette arbovirosi, il virus più noto come West Nile, portato dalla zanzara. Nei casi più gravi può colpire il sistema neurologico e più raramente causare anche la morte del paziente. Cioè, la disinfestazione si fa sempre annualmente, però quest'anno valutiamo con maggiore impegno la situazione e monitorizziamo l'andamento delle zanzare, perché sono le zanzare che danno questa sindrome, che è una sindrome in sostanza simile influenzale, ma che con l'influenza non ha proprio nulla a che vedere, nemmeno con le sindromi parainfluenzali, però i sintomi sono banali, sono molto simili. Per questo la West Nile passa spesso inosservata, a parte soggetti particolari e fragili. Negli individui o persone che hanno deficienze immunitarie, come può essere il bambino molto giovane o l'anziano, soggetti con patologie molto particolari, fragili, chiamiamo persone fragili, insomma, sono più sensibili, e in questi casi c'è qualche episodio, può verificarsi qualche episodio di effetto collaterale della febbre da West Nile, che si verifica con disturbi neurologici e qualche rara volta purtroppo sono anche mortali, rarissimamente, però può essere anche mortali. È ancora presto per dirlo, ma i numeri non sono in aumento dal 2000, cioè da quando è stata rilevata. Qualche caso in più nel 2022, ma è anche difficile fare statistiche, perché spesso i pazienti non sentono nemmeno la necessità di fare controlli o prelievi, visto che inizialmente con la West Nile si può parlare di sintomi banali. Lo sciopero generale proclamato da USB sta avendo pesanti ripercussioni a Venezia, dove il servizio dei vaporetti dell'azienda pubblica CTV sta funzionando al minimo. L'adesione del personale del settore navigazione, secondo dati dell'azienda, è intorno all'84%, più basso invece al 68% tra gli autisti degli autobus e del tram. Solo nel settore automobilistico sono confermate le fasce di protezione previste per legge al mattino e nel tardo
sabato pomeriggio. Venezia consente, lo sappiamo tutti, di muoversi anche a piedi, ma le difficoltà sono soprattutto relative ai collegamenti con le isole della laguna. Il 31 maggio la presentazione della nuova giunta di Treviso, il 6 giugno il primo consiglio comunale. Intanto prima di Trevigiani, sceso in campo con Fratelli d'Italia, difende sui social i suoi rappresentanti. Non accettiamo che vengano poste barriere d'ingresso nella giunta solo per non essere sempre stati allineati alla linea politica della maggioranza. Ci vorrà ancora qualche giorno per vedere svelata la nuova squadra del sindaco di Treviso Mario Conte, tutto rinviato a dopo i ballottaggi, anche se il sindaco lascia intendere che i nomi siano ormai decisi. La giunta la presenteremo mercoledì e quindi ormai insomma i nomi sono abbastanza definiti e ci sarà una discreta continuità rispetto al primo mandato, perché se abbiamo raggiunto il 65% è frutto di un lavoro di squadra importante. Le sfide aperte e in corso meritano di essere portate avanti con continuità e quindi lavoreremo per dare continuità al lavoro della squadra del primo mandato. In un post sui social il comitato cittadino dell'organizzazione Prima i Trevigiani replica con durezza i dubbi sull'opportunità di far entrare in giunta i suoi due rappresentanti, Alberto Ciamini e Jennifer Gola, il primo di fatto e la terza più votati della lista. Conte però tira dritto. Non è che posso stare lì a parlare con tutti i sottogruppi, però io faccio loro i complimenti perché hanno ottenuto un ottimo risultato, hanno 2 rappresentanti in consiglio comunale e quindi certamente è un risultato importante che io quantifico all'interno della quota Fratelli d'Italia. La nuova amministrazione sta dunque per diventare operativa, decisa anche la data della prima convocazione a Palazzo dei 300. Il primo consiglio comunale dovrebbe partire la convocazione oggi, dovrebbe essere il 6 giugno. E adesso parliamo di formazione, di aziende che puntano ad essere sempre più competitive, ma serve anche personale formato per questa mission. Buongiorno a Matteo Ribon, direttore CNA Veneto, ma anche amministratore delegato di ECIPA, spero di non sbagliare l'accento, che è proprio quella parte di CNA volta alla formazione. Ben ritrovato direttore, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, formazione, quanto pesa oggi la formazione all'interno di aziende spesso a conduzione familiare, spesso medie e piccole imprese che formano poi il tessuto economico del nostro Veneto? La formazione era fondamentale, ma dopo il periodo pandemico è diventata ancora più fondamentale per programmare e riorganizzare le competenze all'interno delle aziende. Questo riguarda tutti i dipendenti e anche i datori di lavoro, gli imprenditori e gli artigiani, che hanno la necessità non solo di formarsi e aggiornarsi rispetto alle tematiche, le normative e gli adempimenti che sono necessari, ma soprattutto anche accompagnare una transizione rispetto ai temi che riguardano la competitività della propria azienda nel mercato, per cui sicuramente quelli generali della transizione digitale e della sostenibilità ambientale e ecologica, ma guardiamo con attenzione anche tutta la tematica che riguarda un po' l'evoluzione dei lavori e dei mestieri che sono in questo momento in una grande fase di cambiamento. Quando parliamo di competitività, Matteo Ribon, che cosa intendiamo? È solo un essere al passo con i tempi dal punto di vista delle tecnologie o c'è dell'altro? È anche una competitività di competenze? Guardi, quando parliamo di competitività facciamo un ragionamento proprio strategico, perché l'impresa ha la necessità appunto di stare al passo con i tempi, come dicevamo, rispetto a quelli che sono i trend tecnologici o i trend legati al mercato, ma anche alla necessità di evolvere come struttura organizzativa, che non vuol dire necessariamente crescere in termini dimensionali, ma vuol dire anche gestire e riorganizzare il lavoro secondo nuove modalità e nuove tematiche. In questa fase qua conta molto
il clima aziendale conta molto, come in qualche maniera si riesce a organizzare la propria squadra, a prescindere dalle dimensioni, come dicevo, che se uno ha anche un dipendente o 100 dipendenti, comunque la tematica di ambito organizzativo deve essere messa sotto attenzione, perché le persone, soprattutto in questo periodo qua, sono ritornate al centro del motore della dinamica dell'impresa e quindi sono quelle che un po' fanno girare anche le questioni della competitività. Se pensiamo al mondo dell'artigianato, questa cosa è ancora più centrale, perché è imprescindibile rispetto al ruolo e all'attività che svolgono le persone. Direttore, io mi scuso ma devo interromperla 2 minuti perché ho un collegamento con la collega, grazie, Vanessa Banzato, che ci racconta l'inaugurazione a Schiavon del più grande impianto europeo di biometano. Buongiorno Vanessa e buongiorno al tuo ospite. Sì, buongiorno Francesca. Io mi trovo assieme all'ingegnere Stefano Svegliado, che è l'amministratore delegato delle 2 aziende, delle 2 società che hanno reso possibile questo grandissimo impianto di biometano, come hai detto tu, il più grande d'Europa. E ne approfitto proprio assieme all'ingegnere Svegliado per spiegare ai telespettatori, alle persone che ci stanno seguendo da casa, cosa vuol dire avere in funzione un impianto di biometano, come funziona un impianto e cosa porta e cosa comporta in un territorio agricolo come quello della campagna di Schiavon. Ingegnere Svegliado, buongiorno. Allora, come funziona tutto questo macchinario? Buongiorno a voi, grazie di questa opportunità di spiegare un po' come funzionano queste tipologie di impianti che sono presenti parecchio anche nella pianura veneta. Vi faccio un riferimento preciso all'economia circolare e quindi vediamo di schematizzare il processo. In campagna viene raccolto il mais, le matrici vegetali per poter alimentare le vacche, che quindi mangiandole producono i loro escrementi, in questo caso letame, può essere letame, liquame, possono essere cipolline se viene alimentato la gallina. Il nostro compito è quello di andare a raccogliere questo prodotto, questo scarto, portarlo all'interno di questo impianto che in contenitori circolari continuamente agitati da delle pale, nel processo di digestione anaerobica senza il contributo della chimica ma con un processo batterico, degradano la biomassa e producono del gas. Questo gas viene recuperato, contiene circa dal 50 al 60% del metano, viene portato al 99,5%, quindi è equivalente, uguale al metano che viene immesso nelle condotte da parte degli impianti petroliferi che possono essere una volta in Russia, adesso in Algeria e nelle altre fonti che il governo in questi ultimi 12 mesi ha dovuto inseguire perché c'era la penuria del gas, e noi produciamo lo stesso gas che viene destinato poi all'autotrazione, quindi ai prodotti, oppure anche per l'utilizzo industriale. Volendo, aprendo il fornello di casa, potremmo utilizzare il biometano prodotto qui a Schiavon per poter scaldare le nostre pentole. Senta, e quanto ne viene prodotto? Produciamo in questi 2 impianti 20 tonnellate di biometano liquido al giorno, che può essere, come dicevo, destinato al trasporto, agli usi industriali, e questa è una taglia equivalente a 5 megawatt elettrici. È un impianto di grossa taglia, non possono essere fatti da qualsiasi parte questi impianti perché hanno la necessità di avere garantito l'approvvigionamento delle matrici che li permettono di funzionare. In questa zona, che ci sono più di 30.000 vacche da latte, noi ne utilizziamo circa 15.000, perciò c'è la possibilità di fare questo tipo di investimento. Ecco, un'ultima battuta, le aziende agricole, le aziende di allevatori hanno detto subito sì. Le aziende agricole inizialmente erano un po' diffidenti perché uno dei problemi di noi veneti è quello di fidarci anche degli altri, quindi mettere assieme anche quello che poteva essere uno scarto come il liquame era un problema. 10 aziende hanno aderito inizialmente, hanno visto che il primo impianto funzionava e progressivamente sono cresciute fino ad arrivare alle 120 attuali, quindi diciamo una bella copertura territoriale, una bella presenza, ma soprattutto un grande impatto anche sulla sostenibilità di questo territorio. Bene, Francesca, ti ricevo la linea, ringrazio Stefano Svegliado, amministratore delegato di Motta Energia EBS, per appunto averci spiegato come funziona questo impianto, il più grande impianto di biometano d'Europa. Ti ricevo la linea, Francesca. Grazie Vanessa e grazie al tuo ospite, naturalmente ad entrambi buon lavoro. Torno da Matteo Ribon, direttore CNA Veneto. Stiamo parlando dell'importanza della formazione all'interno delle aziende. Ribon, le chiedo che cosa manca, se
manca qualcosa alle nostre aziende per fare quel salto di qualità che permetta loro di essere del tutto competitive a livello europeo e non solo? Guardi, in questa fase abbiamo visto come la reazione, dal momento in cui c'è stata la riapertura post-Covid delle piccole imprese, del tessuto della microimpresa, sia stato veloce e anche particolarmente vivace. E vediamo che tutte quante le questioni che in qualche maniera rallentano o creano una difficoltà competitiva con i nostri maggiori competitor che sono europei, le regioni europee, e sono legati a fattori esterni all'impresa. Fattori che riguardano l'approvvigionamento delle materie prime, fattori che riguardano le dinamiche energetiche, fattori che riguardano l'instabilità dei mercati. Però c'è ancora uno spazio di manovra e uno spazio importante anche all'interno dell'organizzazione delle singole e delle piccole imprese. Forse è quello di provare a ragionare sempre più in rete, magari in un'ottica di filiera, che è un'ottica che fa evolvere anche il contesto, la natura dei distretti produttivi del nostro territorio, e provare a farlo riuscendo in qualche maniera a mettere insieme sinergie tra aziende diverse. Questa cosa qui aiuterebbe a rafforzare ancora la dinamica competitiva del nostro territorio. Secondo me abbiamo ancora qualcosa da fare e uno sforzo collettivo che non riguarda solo la singola impresa, ma riguarda anche un po' l'intermediazione dei corpi intermedi e delle istituzioni, su cui in parte ci stiamo lavorando, ma non è una strada che è finita. Parliamo spesso di carenza di personale in tanti settori dell'economia veneta. Che cosa succede? Come si può fare formazione se poi manca la materia prima alla quale fare formazione? Perché parliamo di formazione all'interno delle aziende, quindi per chi è già inserito, ma anche per i futuri lavoratori di un'azienda che però mancano all'appello spesse volte. E su questo devo dire che tutte le risorse, una parte delle risorse che abbiamo visto transitare a terra del PNRR sono state destinate proprio alla progettualità GOL, che ha tutta una serie di criticità operative che non sono ancora terminate, quindi si sta rodando adesso, ma che dovrebbe consentire di reinserire o di inserire soggetti che sono disoccupati o estranei o temporaneamente o dal lungo corso dal mondo del lavoro di nuovo all'interno del mondo del lavoro, e provare ad attrarre anche nuove figure nelle imprese. E assieme a questo anche tutta una serie di bandi, di attività che stanno venendo avanti avranno come obiettivo quello dell'inserimento delle figure in azienda. Qua noi scontiamo ovviamente in alcuni casi delle cronicità, nel senso che comunque ci sono situazioni di persone che sono a casa da tempo o comunque hanno delle difficoltà ulteriori, però è un ambito su cui stiamo lavorando anche attraverso la nostra struttura, ci stiamo occupando anche di questo, che è importante. E accanto a questo dobbiamo affrontare due grandi temi, che sono quello della demografia, per cui i ragazzi numericamente sono molto pochi rispetto a quelle che sono le esigenze delle imprese, e quindi bisogna attrarli. Non è semplice, ma bisogna farlo. E assieme a questo anche l'altra tematica molto importante, che è quella che riguarda l'immigrazione, che deve essere gestita e organizzata, questo tema, questo campo, in maniera completamente diversa da aspetti demagogici, ma organizzata soprattutto per fare in modo che ci siano nuove persone interessate che vengono da paesi diversi ad entrare nelle nostre imprese. E questo è necessario, cioè sia l'aspetto demografico sia l'aspetto legato all'immigrazione sono indispensabili per poter continuare a alimentare un ambito operativo del mondo dell'impresa del Veneto, e non solo, anche delle altre regioni vicine, che ci aiuta a mantenere gli standard e i livelli di PIL e di produttività che abbiamo avuto nel passato, anzi migliorandoli magari. Si parla, se ne parla sempre, ancora di più in questi periodi, di immigrazione, di flussi migratori, quindi un'immigrazione regolata è fondamentale per il futuro delle nostre aziende. Non solo regolata, ma anche fortemente ragionata nell'ambito dell'integrazione, perché qui
quello che le nostre imprese hanno dimostrato, e parlo soprattutto del mondo della piccola, è che non esiste la possibilità di utilizzo, diciamo necessità, chiamata, periodi, eccetera, ma qui è necessario inserire all'interno di un contesto e fare in modo che le persone poi si costruiscano una vita e un legame molto forte con il territorio, e questo è un lavoro che va di pari passo. Le nostre imprese sono prevalentemente manifatturiere, perché l'artigianato ha una dinamica ancora molto forte sull'ambito manuale, e c'è una maggiore predisposizione da parte di lavoratori che vengono da alcune aree del mondo, comunque da alcune aree sia dell'Europa che di altri continenti, a lavorare ancora nell'ambito della manualità, e questa cosa va costruita, incentivata, non può essere improvvisata, perché questa cosa non succede in un giorno, va accompagnata, quindi una regolamentazione dei flussi fatta a livello nazionale e poi con le declinazioni territoriali, ma anche una strategia di inserimento nel contesto sociale che va accompagnata necessariamente. Ascoltando quelle che sono le necessità delle aziende, quindi. Ascoltando quello che sono le necessità delle aziende, ma anche facendo in modo che questa relazione poi si inserisca all'interno del contesto di vita, per cui dalla relazione poi con gli ambiti scolastici dei figli e tutte le dinamiche di welfare che sono necessarie, perché alla fine le persone sono persone che devono vivere in un territorio a 360 gradi, non solo la parte lavorativa, che è la parte iniziale e importante per poter svolgere l'inserimento. È vero che c'è una denatalità crescente, ma è vero che insomma ci sono ancora dei giovani che vanno a scuola. Allora mi viene da chiedere che rapporti ci sono con le scuole professionali, con le scuole di formazione. C'è un dialogo continuo su quelle che effettivamente, ancora una volta torna il ragionamento su quelle che sono le vere necessità delle aziende, perché qualche volta sentiamo degli imprenditori che dicono dalle scuole escono che non hanno nessun tipo di competenza poi utile per noi e dobbiamo ripartire da zero con la formazione. Allora, esiste un rapporto storico che per alcuni momenti è stato un po' anche sfilacciato, perché ognuno era impegnato nelle proprie attività, la scuola nel proprio e le aziende nella propria attività. Però nell'ultimo periodo, per necessità e virtù, questo rapporto si è rinvigorito e ci sono state moltissime iniziative che anche noi abbiamo svolto in vari territori per una relazione costante con il mondo della formazione professionale, che va diciamo, dalle scuole superiori, dalle scuole professionali fino ad arrivare al post diploma, ma anche con l'università, insomma a 360 gradi. Tutto questo è necessario perché per fare in modo che i ragazzi poi alla fine del percorso scolastico arrivino ad entrare all'interno delle aziende, bisogna andare a incontrarli prima, devono conoscere e vedere le aziende. Noi facciamo tante iniziative anche legate anche alle scuole medie per farli andare in azienda, farli conoscere le aziende, oppure portare insomma gli imprenditori all'interno delle scuole per fargli conoscere il lavoro e fargli conoscere com'è la realtà artigianale. Questo è necessario perché culturalmente va demolita questa titubanza o diffidenza reciproca che c'è con il mondo della piccola impresa, dell'artigianato, che è stata in parte anche purtroppo frutto di aspetti insomma legati un po' al preconcetto culturale. Questa cosa qui non è mai sufficiente, ma va fatta per tempo, perché se pensiamo che il ragazzo, finita la quinta, che non ha mai visto e incontrato un'azienda, possa essere ben predisposto per entrare in un'azienda, probabilmente è troppo tardi. Cioè bisogna lavorarci prima, e su questo la strada la stiamo facendo e continueremo a farla, ovviamente in una intermediazione tra le aziende e i giovani, che devono anche loro raccontarci che cosa pensano, che cosa devono essere le aziende nelle quali vogliono lavorare, per questo è un elemento che guarda al futuro.
Le faccio una domanda cattiva, ma il lavoro artigianale è considerato di serie B? Questo è quello che è successo in questi anni, però è un grande errore, un grandissimo errore, perché ha dimostrato nei fatti di poter resistere anche a situazioni molto complicate come quelle che abbiamo vissuto negli ultimi anni, e sta dimostrando anche di evolvere, e tutto questo in una dinamica anche di attrattività tecnologica, di attrattività del contesto lavorativo. Quindi verrà considerato di serie B se non verrà conosciuto fino in fondo. Quindi dal nostro punto di vista dobbiamo smantellare questa impostazione qui. L'abbiamo fatto anche in questi giorni, anche in una relazione sempre più costante con l'università, perché anche di laureati c'è bisogno nelle aziende artigiane, e non è assolutamente di serie B pensare che un laureato possa entrare in un'azienda artigiana e ritagliarsi un buono spazio di coprogettazione e co-organizzazione di queste nostre imprese. Condivido assolutamente le sue parole. Un'ultimissima domanda, usciamo dall'ambito formazione e veniamo al tema del super bonus, perché purtroppo crediti ancora incagliati, ancora bloccati, e questo crea un impasse del mercato. Sì, purtroppo dallo stop che c'è stato e che era in qualche maniera atteso, la situazione dei crediti non è ancora sciolta, anche se ci sono stati dei segnali di apertura che però non hanno ancora cominciato a svuotare sufficientemente i cassetti, le situazioni che in qualche maniera sono rimaste sospese le aziende, e poi di conseguenza anche quelle dei privati. Allora qui lo sforzo deve essere innanzitutto quello del sistema bancario, che comunque ha avuto una serie di garanzie importanti dal punto di vista formale per procedere ad una riapertura complessiva, e verso questo, insomma, anche alcune iniziative che sono state fatte attraverso piattaforme devono essere realizzate nel più breve tempo possibile, perché è il tempo la variabile importante. Cioè, se tutto questo succede fra qualche settimana, i problemi si risolvono, perché comunque sono già mesi che le aziende sono in una situazione di difficoltà rispetto a liquidità, rispetto anche a una tenuta complessiva. Se invece la cosa va lunga, lenta e goccia per goccia, il rischio che ci siano situazioni critiche aumenta, e soprattutto che le aziende, l'abbiamo denunciato anche in questi giorni, possano essere oggetto di come posso dire, incursioni o comunque di sollecitazioni anche di strutture, di realtà che non sono all'interno degli ambiti legali e degli ambiti di correttezza. Questo rischio deve essere comunque evitato, e soprattutto aiutare le aziende a ritornare a una dinamica nuova, perché dopo la blocco del super bonus si aprirà una nuova stagione completamente diversa, che speriamo sia diversa anche da tutto quello che abbiamo vissuto. Grazie davvero al direttore della CNA del Veneto, Matteo Ribon. Grazie, buon lavoro direttore, a presto. Buon lavoro a voi. E adesso cambiamo argomento. Saluto e ringrazio davvero tantissimo per essere con noi la dottoressa Patrizia Stevanin, psicologa, psicoterapeuta dell'USL 1. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi. Allora, ULS 1 che da qualche settimana ha avviato dei corsi rivolti a coppie, a famiglie, a single che intendono iniziare il percorso dell'affido. Dottoressa, innanzitutto subito un chiarimento, perché spesso erroneamente qualcuno confonde l'affido con l'adozione, ma sono due cose assolutamente diverse. Molto diverse. Allora, l'affido è l'affidamento temporaneo di un bambino o di un ragazzo presso una famiglia affidataria che si rende disponibile appunto ad accoglierlo. Quindi le caratteristiche principali sono la temporaneità e il fatto che comunque non c'è una genitorialità adottiva, cioè il riconoscimento giuridico di genitori
come avviene nell'adozione, cioè nell'affido si chiamano genitori affidatari, ma in realtà fanno da genitori solo per un periodo, oltretutto può essere anche solo un periodo per esempio pomeridiano, cioè può essere un aiuto che avviene anche solo in maniera diurna, quindi durante la settimana, oppure anche residenziale, quindi anche con i pernottamenti, però comunque è limitato e la famiglia di origine rimane, cioè continua ad avere ovviamente la potestà su questi bambini. Quindi è una differenza enorme. Assolutamente, e grazie per avercelo chiarito. Temporaneo, cioè c'è un tempo limite entro il quale il bambino può restare nella famiglia affidataria? Allora, il progetto che viene fatto può durare un periodo diverso, un periodo vario che varia, dipende anche dalle esigenze che ha questo bambino di essere accudito e la famiglia di origine di avere questo aiuto da parte appunto di un'altra famiglia. Il progetto può durare al massimo 2 anni. Okay. Però è rinnovabile comunque, ecco, lo diciamo perché poi è la realtà, ecco, a volte viene prorogato, quindi si fa di 2 anni in 2 anni, talvolta, ma solo qualche volta, l'affido può anche durare fino ai 18 anni e poi anche fino ai 21 anni del minore. Chi sono i bambini che entrano poi in questo percorso di affido? Sì, sono bambini. Che passato hanno? Ecco, mettiamola così, che passato hanno, dottoressa? Per essere... Allora, più che il passato è proprio il momento in cui viene deciso di richiedere un affido, cioè noi veniamo a contatto con la situazione appunto al momento. È una situazione dove i genitori della famiglia di origine hanno delle difficoltà delle più varie, perché appunto, come le ho detto, gli affidi possono essere diurni, quindi per poche ore alla settimana, oppure residenziali, e le difficoltà dei genitori possono essere, diciamo, situazioni seguite dalla tutela minori, quindi con decreto di un tribunale per i minorenni, dove evidentemente ci sono delle situazioni più gravi, dove appunto i genitori non possono proprio occuparsi del loro figlio, oppure situazioni di difficoltà, non so, può essere anche una malattia dei genitori, certo, temporanea, oppure può essere una difficoltà a gestire certe esigenze del figlio da un punto di vista educativo, da un punto di vista, non so, se un bambino ha bisogno di una riabilitazione, segue dei percorsi di terapia e quindi ha delle difficoltà, i genitori non riescono per vari motivi a supportarlo in questo, allora si pensa all'affido. O anche se da un punto di vista proprio educativo, diciamo, si pensa che per quel bambino ci sia bisogno di uno stimolo diverso, ecco, è un po' così. Avete dei dati, dottoressa, su quello che è il numero degli affidi per quanto riguarda la vostra ULSS, e se parliamo più di affidi rivolti a bimbi italiani o bimbi di altri paesi? Dunque, i numeri, allora sono una 60ina gli affidi attivi in tutta la provincia, ovviamente, e i bambini, allora sicuramente per lo più sono bambini italiani. Ci sono delle situazioni anche di bambini o extracomunitari, può succedere, o sono anche di qualche altro paese, però non sono così frequenti, anche perché appunto culturalmente questo tipo di strumento non è molto concepito, accettato, ecco, diciamo che si arriva a quelle situazioni forse se la difficoltà, la problematica della famiglia di origine è più importante, diciamo.
Per chi conosce coppie che hanno intrapreso la strada dell'adozione, sappiamo come il percorso sia molto complicato, tortuoso, lungo. Per l'affido è altrettanto difficoltoso questo percorso? Allora, è un percorso diverso, cioè se pensiamo difficoltoso in termini di tempi, di tempi, anche di diciamo, burocrazia, esatto. Stavo per dire di burocrazia, è più facile sicuramente, ma è comunque un percorso diverso. Le famiglie che intendono diventare affidatarie fanno un percorso di conoscenza e valutazione che poi la valutazione è più che altro per valutare le caratteristiche della famiglia rispetto all'abbinamento poi con il bambino o il ragazzo, e quindi è un percorso di colloqui, semplicemente una visita domiciliare, colloqui con un psicologo e assistente sociale, all'incirca 6 colloqui, 6 incontri, diciamo più o meno sono sufficienti per entrare nella banca dati degli affidatari. Allora, veniamo ai corsi che voi come Urso 1 state organizzando. Innanzitutto, perché la necessità di organizzare questi corsi? E poi entreremo nel merito di questi incontri. Sì, allora i corsi vengono fatti 2 volte all'anno, in primavera, in genere in autunno, e il corso è proprio un percorso per capire bene cos'è l'affido, perché appunto essere genitori affidatari o single affidatari, perché anche i single possono diventare affidatari, è veramente, ha delle particolarità, delle specificità, per cui è necessario che quando una persona si avvicina a questa esperienza abbia ben chiaro una serie di cose, tipo il tempo limitato, il fatto che andrà incontro probabilmente anche a una separazione da questo bambino, molto probabilmente una separazione di fatto, poi voglio dire può durare per sempre la relazione, e anche dare alle persone la possibilità di una riflessione anche sulle motivazioni che lo avvicinano all'accoglienza di un bambino, che poi vengono approfondite nei colloqui ovviamente, e anche insomma avere idea che comunque si entra anche in un percorso dove ci si deve mettere in gioco personalmente, anche a livello emotivo, psicologico, e anche tutti gli aspetti burocratici, cioè far capire che comunque è qualcosa che è uno strumento istituzionale, regolamentato da una legge, e quindi che c'è anche tutto questo percorso insomma da fare. Quindi è rivolto soprattutto a famiglie, coppie, single che hanno deciso, quindi che devono probabilmente ancora iniziare proprio il percorso vero e proprio. Sì, tantissimi partecipano al corso proprio per capire, e poi tanti non proseguono nel percorso per diventare genitori affidatari. Infatti noi il prossimo corso lo faremo in autunno, lo faremo come lo fa il distretto di Belluno, e noi lo stiamo continuando online, perché abbiamo visto che si avvicinano molte più persone, diciamo, però poi c'è una selezione naturale, diciamo, di chi poi continua il percorso. Sono più quelli che lo continuano o quelli che rinunciano, dottoressa? più quelli che rinunciano. Dopo non so se rinunciano, cioè non è detto che rinuncino solo per l'esperienza in sé, che non sentono di poter affrontare, ma anche proprio appunto per l'impegno insomma che c'è in questo. Ecco. È una dimostrazione di responsabilità, nel senso che uno si rende conto di non farcela ad affrontare un impegno così. Certo. Prego.
No, dicevo che anche durante il percorso poi di conoscenza con le famiglie, anche lì a volte le famiglie arrivano a dire che non se la sentono, insomma, che sì, dicono di no. E poi comunque nel momento in cui viene proposto un affido, anche lì c'è un lavoro, anche lì proprio perché possono dire di no. Cioè, noi pensiamo a un abbinamento, ma poi nel confronto con le famiglie con le quali si deve instaurare un rapporto appunto di reciproca fiducia, di aperto, anche lì a volte appunto i genitori, queste persone che decidono di fare l'affido dicono di no. Questa prassi, questi corsi sono un'iniziativa delle singole realtà, delle singole ULSS, o c'è una regolamentazione che prevede questo a livello nazionale? Sì, già sono previsti i corsi, sono previsti dalle linee guida, regionali. Io sinceramente credo che sia uguale dappertutto, quindi il corso fa parte del percorso per diventare affidatari, sì. E le famiglie che poi hanno concluso il percorso e quindi hanno poi alla fine in affido un bambino continuano ad essere in qualche modo seguite? Certo, assolutamente, sì, con colloqui individuali o di coppia, appunto se è una coppia, sempre da un assistente sociale e uno psicologo durante il percorso, anche perché è fondamentale lo scambio reciproco, anche perché poi i genitori affidatari diventano loro i testimoni, diciamo. Certo. Di quel bambino da tutti i punti di vista, affettivo, del comportamento, della salute, eccetera. E quindi è fondamentale continuare questo rapporto con noi come centro affido, ma anche con il servizio inviante, cioè con chi ha chiesto l'affido, che può essere il consultorio, la tutela minori, anche il servizio età evolutiva. Scusi, no, perché è importante, c'è anche un gruppo mensile per le famiglie affidatarie. Giustamente. Un'ultimissima domanda, dottoressa, se vuole rispondermi. Quello dell'affido è un percorso molto difficile perché appunto abbiamo capito può essere temporaneo e quindi è immaginabile che poi ci si affezioni a quel bambino e sapendo che poi può tornare nella sua famiglia d'origine, lì dove deve stare. Che caratteristiche deve avere una famiglia che decide di intraprendere il percorso dell'affido, oltre ad avere un grande altruismo? Allora, io dico sempre che ci vuole un po' di follia per diventare affidatari, ma dico anche che per avere figli oggi ci vuole un po' di follia. Cui, ecco, quindi è un po' una follia. Le caratteristiche, io credo che la caratteristica forse fondamentale sia quella di riuscire a mettersi in gioco, cioè a scoprirsi con noi, a mettersi anche in discussione con noi rispetto a questa follia. Forse è difficile da comprendere, però è questa la cosa cioè non devono essere famiglie perfette o anzi a volte famiglie che hanno a loro volta avuto delle esperienze difficili che magari possono vivere anche questi bambini, non le escludiamo assolutamente, perché comunque se c'è stata una rielaborazione di questo può essere anche un'occasione ulteriore di crescita anche per queste persone che decidono di fare l'affido, per cui non c'è noi abbiamo bisogno di tutto, nel senso ci va bene la famiglia con tanti figli, la famiglia senza figli, la coppia senza figli, il single, qualunque tipo di famiglia ci va bene, qualunque tipo, perché il problema è l'abbinamento che si fa, cioè ci può essere un bambino che può star bene in mezzo a tanti bambini e un bambino che invece può non star bene in mezzo a tanti bambini, oppure situazioni che hanno bisogno di persone un po' più anziane magari, tipo dei nonni, una famiglia che non ha rete familiare, possono andare bene delle persone in pensione che vogliono fare questo, quindi veramente non si può fare un identikit, ecco, della famiglia.
Ma lei è stata chiarissima nel sintetizzare quello che deve essere poi la missione, quella di dare amore e di mettersi a disposizione di questo bambino nel momento del bisogno. Grazie di cuore. Prego, certo, prego. No, l'interesse è un'altra cosa secondo me molto importante, cioè essere interessati a capire, a conoscere questo bambino. E questa è una grande cosa, perché poi lo si aiuterà a diventare poi un adulto consapevole, quindi è un percorso probabilmente che anche i genitori naturali dovrebbero fare, perché spesse volte non è così facile. Dottoressa, grazie davvero, grazie di cuore per averci aiutati a capire un po' di più di questo splendido mondo che è quello dell'affido. Grazie alla dottoressa Patrizia Stevanin, psicologa, psicoterapeuta Ursuno. Grazie e buon lavoro, dottoressa, grazie davvero. E adesso noi riprendiamo e andiamo a quella che è stata la decisione in merito alla tassa d'imbarco per l'aeroporto Marco Polo di Tessera, perché il TAR del Veneto ha respinto il ricorso di Save e delle compagnie aeree Ryanair, EasyJet e Volotea. Il sindaco di Venezia Brugnaro è soddisfatto, senza però esultare, e spiega: abbiamo fatto il nostro lavoro, difendere il centro storico è costosissimo. I motivi posti a sostegno del gravame non appaiono, pure ai fini dell'esame tipico della presente fase, suscettibili di favorevole apprezzamento. Con questa spiegazione il TAR respinge la richiesta di Save di sospendere e annullare la delibera del Consiglio Comunale di Venezia del 23 dicembre scorso, che ha istituito la tassa d'imbarco aeroportuale di €2,50 a partire dal 1 aprile 2023. Il ricorso di Save era stato presentato contro il Comune in persona del sindaco pro tempore Luigi Brugnaro e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia delle Entrate e Autorità di Regolazione Trasporti e dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ENAC. Save non era da sola in questa battaglia. A sostegno della richiesta di annullamento, infatti, ci sono anche l'Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fars, Ryanair, Volotea e EasyJet e Wizz Air. Soddisfatto senza esultare il sindaco Brugnaro. Abbiamo fatto il nostro lavoro, ha commentato. Difendere il centro storico è costosissimo. La Giunta regionale ha approvato una delibera in merito ai criteri per la quantificazione della componente fissa e variabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2023, una partita che per Belluno può valere anche 20 milioni di euro. Come è noto, nel 2029 scadranno le concessioni idroelettriche, le grandi concessioni idroelettriche, che sono la vera partita. Con la legge che abbiamo fatto approvare in Consiglio regionale a seguito della legge nazionale fatta dal ministro Giorgetti, nel 2029 le centrali idroelettriche diventeranno di proprietà del territorio. Le centrali idroelettriche tornano al territorio. A indire la nuova gara sarà proprio la Regione del Veneto a partire dal 2029, insieme alla provincia di Belluno che gestisce il sistema idrico. A Venezia intanto la firma della delibera che detta i criteri per la quantificazione della componente fissa e variabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2023, in applicazione della legge regionale del 2022. Nel bellunese sono presenti 2/3 delle centrali idroelettriche di tutto il Veneto. La delibera conferma che il 100% dei canoni incassati nel territorio rimarrà alla provincia. La quota fissa rimane fissata a €40 per ogni kilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Cambia invece il dato sul variabile. Sarà un canone fatto da una quota fissa che più o meno si avvicina all'attuale canone che incassa la provincia complessivo, più una quota variabile che come minimo varrà una decina di milioni di euro. Poi ci sarà una gara, si vedrà come verrà tarato questo valore, perché è la cosiddetta quota variabile. Quindi vuol dire decine di milioni di euro che entrano nelle casse della provincia di Belluno. Restiamo a Belluno perché a Palazzo Rosso maggioranza e opposizione sono ai ferri corti dopo la vicenda dello statuto. Questa volta a dividere è una mozione a difesa della sanità pubblica bellunese che sarà discussa mercoledì prossimo in Consiglio Comunale, ma su un tema che dovrebbe unire indipendentemente dalle posizioni politiche. La maggioranza ha deciso di dichiarare guerra.
Ci risiamo dalle dichiarazioni di intenti, tutte votate alla collaborazione e all'ascolto. La maggioranza a Palazzo Rosso ha deciso di passare alle sciabolate. È già accaduto e questo atteggiamento non segue certamente i principi della scolteria del sindaco De Pellegrin. Per il suo gruppone, che meno di un anno fa si è accasato in Piazza Duomo, vale di più piantare bandierine. Lo hanno denunciato questa mattina i consiglieri dei gruppi di opposizione che hanno sottoscritto una mozione in difesa della sanità pubblica bellunese. Non è una mozione che dà delle colpe, ma semplicemente impegna il sindaco a compiere determinati gesti dopo che appunto è stata redatta lo specchio di quella che è questa situazione. Una vicenda grottesca, da qualsiasi parte la si guardi, afferma il consigliere Nicolini, a cui il primo cittadino nei mesi scorsi chiese di collaborare sul tema della sanità. Il risultato? Settimane di lavoro svolto anche con l'apporto di tecnici, gettato alle ortiche. Alla chetichella i capigruppo di maggioranza ha preso visione della mozione, ne hanno fatto sintesi e hanno deciso di presentare un ordine del giorno sul tema della sanità che, contrariamente alla mozione, non impegna nessuno ma che già dà la misura di quanto accadrà mercoledì prossimo in Consiglio Comunale. Noi abbiamo lavorato in maniera importante sulla produzione di questo documento, sul quale hanno messo le mani diversi soggetti che hanno competenze per farlo. L'abbiamo proposto alla maggioranza ed è stato rifiutato per motivi politici. Una sanità a precipizio, come l'opposizione titola la sua mozione, è un problema che non riguarda solo il capoluogo ma tutta la provincia. Sfuma perciò l'impegno di dare un mandato unitario al sindaco e mercoledì in Consiglio Comunale si annunciano scintille e sorprese. Mi sarei aspettata che il sindaco, come presidente della conferenza dei sindaci, si fosse sentito di chiedere alla regione, al Presidente, che tipo di mandato è stato dato al dottor Dalben, perché in fondo questo è il tema fondamentale. Che cosa sarà nei prossimi anni della sanità bellunese? Da un'indagine di Cittadinanza Attiva è emerso che nel veneziano il costo della mensa scolastica supera i 700 euro annui, ma l'amministrazione replica nessun aumento dal 2015 e molte esenzioni. Poco più di 87 euro nella scuola dell'infanzia e 89 nella primaria. È la spesa media che una famiglia veneta sostiene per la mensa scolastica rispetto agli 82 della media nazionale. Un dato che si assesta rispettivamente a 80 e 85 euro nel territorio metropolitano di Venezia. Emerge da un'indagine condotta da Cittadinanza Attiva sul territorio nazionale. Nel veneziano il costo di un singolo pasto alla materna è di 4 euro, mentre alle elementari di 4,25. Facendo i calcoli, dunque, una famiglia spende tra i 720 e i 765 euro l'anno. Ma l'amministrazione evidenzia. Nel Comune di Venezia la tariffa pasto non è aumentata da settembre 2015 e ciò nonostante il notevole aumento di costi di beni e di servizi. Il costo della mensa scolastica nel Comune di Venezia è in linea sia con quello dei comuni vicini, limitrofi, che con quello dei comuni del Veneto capoluogo. Ovviamente poi ogni amministrazione prevede al suo interno tutto un sistema di agevolazioni economiche a seconda della tariffa e della fascia ISEE in cui rientri. A titolo informativo, nel nostro territorio, su circa 11.000 utenti che serviamo, più di 3.100 sono esenti totalmente e qualche centinaio sono esenti parzialmente. Numeri questi delle esenzioni che sono, ahimè, anche in costante aumento. Rispetto all'anno scorso sono quasi 600 già oggi in più le esenzioni che abbiamo rilasciato. Desio specifica inoltre: un costo del ticket nel Comune di Venezia, nella media, se non addirittura inferiore ad altre città, ancora di più se si pensa che il nostro territorio non è solo straordinario ma anche unico. Il sistema di gestione dei pasti nelle scuole sul centro storico e isole, per esempio, avviene attraverso l'ausilio di barche, di imbarcazioni. E questo sistema di trasporto sicuramente non può che andare a incidere in maniera consistente sui costi che abbiamo scelto di non caricare sulle famiglie. L'indagine ha preso in esame le tariffe dei 110 capoluoghi di provincia. La famiglia di riferimento è composta da 3 persone e ha un reddito lordo annuo di 44.200 euro. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, ma restate con noi perché tra pochissimo, come vi avevo anticipato in apertura, parleremo dei ricci e vedremo se potremo ospitarne anche qualcuno qui in studio. Prima meteo, poi pubblicità, tra pochissimo.
La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Si rinforza l'alta pressione sul nostro territorio, bel tempo per gran parte del giorno. Il dettaglio di venerdì 26 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Nella seconda metà di giornata, a partire dai monti, nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto, con occasionali precipitazioni, possibili poi fin verso le zone pedemontane, per il resto assenti. Temperature con andamento irregolare, minime tra 13 e 18 gradi, massime invece tra i 24 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio sulla zona montana possibili rovesci che potrebbero poi interessare localmente anche la pianura. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino, instabile al pomeriggio con temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Eccoci in studio, non sono più da sola, insieme a me la ringrazio per essere con noi, la Presidente dell'Associazione Progetto Ricci Europeo, Michela Dugar, grazie per essere con noi. Grazie a voi. E grazie per averci portato questi due piccoli ricci, ne ho uno in mano e eccolo qui, questa è la mano di Michela, io ce l'ho qui, eccolo qui che mi sta leccando, sono meravigliosi, al momento non pungono, nonostante gli aculei però non pungono. E allora Michele, innanzitutto quanto hanno questi due piccoli? Questi due piccoli hanno 14 giorni esatti perché hanno aperto gli occhi questa mattina. E lei li ha trovati, li hanno portati? Me li hanno dati in affido, sono degli orfani, la mamma è stata trovata morta ed è uno dei casi in cui bisogna recuperare animali selvatici. Altrimenti andrebbero incontro alla morte, certo. Tassativamente no. Questo qui rischiano la vita veramente, per cui vengono recuperati. Ecco, lei ha detto è uno dei casi in cui vanno recuperati animali selvatici, perché ci sono dei casi in cui... Moltissimi casi, purtroppo, perché quando le persone vedono dei piccoli vengono prese da questi istinti materni, certo, o empatici e raccolgono un po' di tutto, non tenendo conto che in natura la loro mamma è quella che fa il lavoro migliore, per cui noi lo facciamo il lavoro di svezzarli, adattarli e liberarli, però questi animali sono destinati alla natura, come i caprioli, come qualsiasi animaletto che noi vediamo indifeso. Poi arriveremo anche a questo punto, cioè l'importanza che una volta che sono autonomi vengano rimessi nel loro habitat. E sempre. Sempre, assolutamente. Tra l'altro c'è una notizia che è appena arrivata e che riguarda, ve la leggo ora, i due orsi sotto accusa e la notizia è che al momento c'è la sospensione dell'uccisione fino al 27 giugno sia per JJ4 sia per MJ5, quindi la sospensione dell'uccisione ancora una volta da parte del TAR. Insomma, stiamo parlando di animali selvatici ed era dovuta questa notizia. Ogni quanto vanno nutriti questi piccoli? Dipende dall'età e dal peso. Quando questi sono arrivati qui, che pesavano 21 grammi, i primi 2 o 3 giorni ogni 2 ore, giorno e notte, e poi man mano che crescono
questo è l'autosputo. Ecco, adesso state vedendo, me l'ho appena spiegato, l'autosputo, adesso cercheremo di capire anche che cos'è e la differenza nel farlo adesso e nel farlo poi quando saranno grandi. Ci dica appunto ogni quanto vanno svezzati, quindi ogni 2 o 3 ore poi 2 o 3 ore, meglio. latte è un latte particolare, ma il latte vaccino non solo ai ricci ma a qualsiasi animale. Ecco, quindi se si dovessero trovare dei cuccioli e si ha la voglia di farli crescere allattandoli, quindi dando loro il latte, sappiate che non va usato il latte che abbiamo noi in frigo. Telefonare a noi o altri centri, vengono date le istruzioni, il fai da te li fa morire, perché anche se sembrano piccoli dinosauri sono delicatissimi come tutti i neonati, insomma. Ecco, una volta che aprono gli occhi va un po' meglio. Sì, aspetta perché qua... Aspettate, perché sta facendo i suoi bisognini, giustamente. Ecco qua. Eccoci qui. Andiamo. Una volta che aprono gli occhi comincia il vero e proprio svezzamento. Per loro sarà domani. Per cui si comincerà a dare il latte in una piccola ciotolina, munirsi di straccetti e di acqua calda perché si bagnano imparano, tutti. si imparano come tutti i piccoli e da lì dopo c'è lo svezzamento con della carne, prima omogenizzato, dopo ecco, noi stiamo prodotti. vedendo adesso proprio questa scheda della prima fase dell'alimentazione, Michela. Sì. Sì, appunto io non uso ciucci con i ricci perché un ciuccio talmente piccolo non è in commercio, facilmente acquistabile, se ne trovano. E poi dovendo nutrire magari ogni stagione diverse cucciolate, bisogna tenere separati gli attrezzi di lavoro, diciamo, perché possono avere delle patologie trasmesse dalla mamma durante i primi giorni di allattamento, per cui sempre è un animale selvatico e bisogna tenerne conto. Nel caso si dovesse incontrare magari la mamma ferita con i suoi cuccioli, la mamma in difficoltà con i suoi cuccioli, qual è il comportamento da adottare? Capita spesso perché viene ritrovata appunto durante la primavera, i lavori che si fanno in giardino. Allora, noi interveniamo, facciamo un monitoraggio, se è possibile che la mamma possa rimanere là, perché si parla di un mese, massimo 40 giorni, affinché i piccoli siano abbastanza adulti da poter andare per conto loro, è la cosa migliore. In caso contrario bisogna prelevarli e metterli in tutela. Allora, mai prelevare madre e piccoli e metterli insieme, perché è una situazione di stress per la mamma e allora può anche ucciderli. Sì. Allora si preleva la mamma e la si mette in una scatola, i piccoli in un'altra scatola, se sono molto piccoli occorre avere una fonte di calore, perché come tutti i neonati hanno bisogno del caldo e poi si chiama un centro immediatamente. Ricordo sempre che la detenzione di selvatici è reato penale, per cui avere l'affido di un centro di recupero è un conto, prendere e detenerli per nostro conto è un'altra cosa, insomma. Anche perché se non si è esperti si rischia solo di fare dei danni, anche se magari si hanno i migliori propositi, ma si rischia di fare dei danni. Ecco, lei ha fatto un accenno, adesso primavera, magari si mette a posto la legna, che avevamo in inverno, si smuove la legna, si tagliano le siepi, bisogna fare molta attenzione in questi lavori, vero? Sì. Tra l'altro adesso, mi scusi, perché stanno uscendo dal letargo. Sono già usciti. Con questo cambio climatico escono già a fine febbraio. Per cui i parti li abbiamo prestissimo, fine marzo hanno una gravidanza di 37 giorni circa, per cui i cuccioli nascono anche prima rispetto a 10-15 anni fa. E qualsiasi lavoro, ormai il riccio è urbanizzato, per cui cerca tutela nei giardini, vicino alle case, nei quartieri, eccetera. Prima di fare qualsiasi lavoro, guardare bene. E dopo tanto c'è la possibilità che vengano presi in affido, in tutela, per cui non è che se uno trova un riccio dopo non sa cosa fare, o qualsiasi altro animale naturalmente. Tagli dei prati, uso dei cespugliatori sono una delle cause primarie dei feriti che arrivano.
Tante volte non ci si accorge, le ferite sono una cosa grave adesso perché vengono subito attaccate dalle mosche, per cui dopo si ha il problema di infezioni, eccetera. Ecco. Quindi abbiamo capito che se dovessimo trovare dei cuccioli, come comportarsi, se si ha questa volontà, ma avete capito che è un impegno molto importante, altrimenti portarlo nei centri che se ne occupano. Se si trova invece un adulto? Se si trova un adulto, in questo periodo in specifico, bisogna guardare se è maschio o femmina. Ecco, allora chiedo al nostro Alessandro Grazieri insieme a Francesca Pezzo se ci mandate la scheda su maschi e femmine, così anche con la grafica riusciamo a capire un po' meglio, perché non è così semplice, immagino, distinguere il maschio e femmina. Ecco, sì. Grazie. Ecco, allora queste sono le caratteristiche, sì. E poi si vede appunto maschio e femmina. Certo, si può vedere molto facilmente se è maschio o femmina. I ricci sono tutti uguali, nel senso che non c'è una diversità fra maschio e femmina nell'apparenza esteriore. L'unico modo in cui si può determinare il sesso è quello di guardargli la pancia. E nel riccio maschio i ricci hanno un pisellino proprio al centro della pancia, invece nella femmina è vicino all'ano. Okay. Un riccio adulto come si fa? Perché si fanno a palla e non si... Esatto. Ci sono vari metodi, uno di questi è quello di metterlo sopra a un vetro o una pirofila trasparente e aspettare che si apra guardando da sotto. Okay. Allora, il riccio è un animale notturno, però in questo periodo le femmine possono essere fuori durante il giorno, per questo è importante. Magari preleviamo una riccia e muore tutta la nidiata, certo. Insomma, la cucciolata. Quindi è meglio lasciarli lì, se sempre, possibile. Sempre. Non sapendo se è maschio o femmina, per non sbagliare, è meglio non andarli a disturbare. Sì, se è sano sì. Allora si raccolgono quando sono collassati, feriti, con larve e uova di mosca o coperti da moltissime zecche. Ecco, noi abbiamo alcune immagini che io ho chiamato malattie per capire e chiedo a Francesca se riesce a recuperare, l'ho semplificato per vedere, insomma, di capire anche quali sono i rischi che possono andare incontro i ricci e quindi aiutarli poi a star meglio. È importante sempre indossare dei guanti. Sì. Perché pungono, ma non solo, perché ritorno un attimo all'autosputo che vedevamo prima. Ci spieghi un attimo, sì, è una parola un po' così, però insomma è questo il termine. Ecco, vediamo questa immagine intanto. Questo a che cosa si riferisce? Questa qui aveva della rogna da pulci, queste qua hanno zecche, questo piccolo. La presenza di molte zecche, visto che il riccio di solito quando è sano se le toglie grattandosi da solo, è un sintomo che c'è qualche cos'altro che non va. In genere sono parassiti polmonari. Questa è una ferita da decespugliatore su un piccolo, è stato liberato. Tutte le foto che vi ho fatto avere sono tutti di ricci liberati. Che stanno bene, quindi. Decespugliatore anche questo, per cui ormai in tanti anni si è imparato anche come curarli, insomma. Quindi si stava dicendo l'autosputo che cos'è da piccoli e che cos'è poi da grandi? Allora, fin da piccoli, l'abbiamo potuto vedere prima, imparano a farsi l'autosputo. Il riccio è l'unico animale che si fa l'autosputo. Ha una ghiandola che metabolizza determinate sostanze e dopo loro se le spalmano sugli aculei. Questo fin da piccoli non comporta niente, però quando sono grandi l'autosputo è spalmare sugli aculei delle tossine. Tossine che sono dolorose alla puntura, urticanti e soprattutto infette. Per cui quando si incontra un riccio adulto, una stoffa, un vecchio giornale, dei guanti di cuoio, eccetera, è importantissimo e vale per tutti gli animali selvatici. È un meccanismo di difesa, diciamo. Sì, per loro è un meccanismo di difesa, per noi, no. Perché la semplice puntura degli aculei può anche non far niente, anche da adulti. Invece se il cane, il predatore sente dolore, tende a mollarlo, insomma. Ecco, quindi abbiamo capito quella che è la prima fase. Lei adesso quanto li terrà con sé questi? Quando sono pronti ad essere rimessi in natura? Loro cominceranno a mangiare
da soli domani mattina. Nell'arco di una settimana verranno portati a delle pappe, poi dei croccantini sbriciolati. Quando mangeranno i loro croccantini, perché i croccantini non è il cibo per i ricci, però è un cibo che permette loro di attivare la dentizione che servirà in natura un domani. Quando sono autonomi, mangiano i croccantini, per cui capaci di alimentarsi, verranno messi in un recinto di adattamento. Il recinto verranno monitorati perché devono imparare primo a farsi la tana, secondo a capire quando è giorno e quando è notte, e dopo verrà fatto lo svezzamento alimentare con lo spaglio di insetti nel recinto, e dobbiamo assicurarci che loro siano in grado di sentirli, prenderli e mangiarli. In quel momento sono pronti, indipendentemente dal peso. Quanto tempo passa in tutta questa fase? Adesso circa 3 settimane. Beh, anche abbastanza, veloce. Crescono a un'indole selvatica, bellissima, e hanno una crescita molto veloce. Siamo in fine maggio. Se fosse dicembre... Eccolo qui, quell'immagine di prima, se riusciamo a ritornare, Alessandro, era l'immagine proprio della nutrizione tramite la ciotolina di cui ci diceva adesso Michela, se riusciamo a recuperare quell'immagine, prego Michela. Sì, l'importante, adesso siamo a fine maggio e si possono lasciare in libertà anche ad un peso di 280-350 grammi. Se fosse dicembre non avrebbero il peso idoneo per supportare l'inverno, cioè morirebbero durante il letargo o svegliandosi perché non hanno le riserve di grasso. Eccola qui l'immagine. Eccola. E quindi quando arrivano in inverno il procedimento è diverso? Il procedimento è diverso. Adesso col cambio climatico capita spesso di avere delle cucciolate a fine agosto-settembre e non si ha il tempo materiale per svezzarli e per fare in modo che abbiano delle scorte di grasso. Allora in quel caso li si tiene nei recinti, li si tiene in tutela e poi il prima possibile naturalmente li si libera ai primi caldi, insomma, della primavera dopo. Ecco, è importante quest'ultimo aspetto, il fatto di rimetterli poi in libertà, sempre, per quanto ci si possa affezionare, perché davvero sono bellissimi, ma la loro vita non è nei nostri giardini, non è dentro di una gabbia. No, anzi, la vita di un riccio urbanizzato è gravemente in pericolo, gravemente, perché il riccio è un gran camminatore. I maschi riescono a fare in una stagione, primavera-estate, anche 20 km di territorio. E le femmine circa 7, perché loro devono fermarsi a partorire e svezzare i piccoli. Detenere un riccio in un giardino ed impedirgli di fare la sua vita è, oltre che dal punto di vista penale, è un reato, ma anche per chi ama gli animali è una cosa gravissima. Anche detenerli troppo a lungo, perché capisco sia difficile staccarsi da animaletti così, però chi li ama sa qual è il bene maggiore per loro, ed è quello della libertà, come per tutti i selvatici. Assolutamente sì. Lei come si è avvicinata al mondo dei ricci, Michela? 25 anni fa. Allora era una situazione normale, i ricci sapevo che esistevano ma non ne avevo mai trovati. Un mio vicino di casa ne ha trovati 5 appena nati e da lì con grande difficoltà, perché non c'erano i social come c'è adesso, tutto, ho imparato a svezzarli. Una volta imparato questa cosa qui, non so qual è stato il meccanismo, ho cominciato a trovarne ovunque. Perché sapevano che lei se ne sarebbe presa voce dopo cura. voce ha cominciato questa passione, questo amore che ho per questa specie. Poi lo studio naturalmente, perché per poterli curare al massimo, per poterli gestire al meglio, bisogna conoscerli. Ci sono tante cose che possono mangiare, tante altre no. I social scrivono anche tante corbellerie, questo, per cui sempre affidarsi ad un esperto. E lei si affeziona quando ce li ha?
Sempre. Questo qui è un lavoro che si fa con amore, per cui ogni riceto, vedi, adesso si sono agitati allora e li producono... rimettiamo, cosa dice? Li rimettiamo Sì, nella... Ecco, sì, scusate, se eccoli qui, li rimettiamo, li salutiamo e li rimettiamo nella loro gabbietta perché si stanno stressando e non è quello che vogliamo assolutamente. No. Sono stati anche, eccoli anche qui, troppo bravi. Anche troppo bravi, li lasciamo sono... qui, li mettiamo giù, forse stanno meglio senza le nostre luci, scusate, tutto in diretta. Eccoli qui, così loro riposano. E l'amore, la dedizione sono fondamentali. Certamente, non solo per i ricci ma per tutti gli animali. I ricci per me e per la nostra associazione sono stati il punto di partenza che dopo si espande perché esistono amanti degli animali che sono amanti solo di una specie, amanti degli animali che sono per i domestici e non per i selvatici. Ecco, noi siamo per gli animali in toto, diciamo. Ecco. Anche perché sanno dare davvero tanto. Ogni tanto gli dà un nome ai ricci quando li trova? Sì, ogni tanto sì. Ci sono stati dei casi anche, per esempio ce n'era uno che ovunque tu lo potessi mettere cercava la fuga, l'abbiamo chiamato Papillon, un altro Gatsby, il grande Gatsby, cioè hanno questi Rita perché aveva il pelo piuttosto rossiccio in onore a Rita Ora. Sì, succedono anche a noi che cerchiamo di essere più scientifici possibile, succedono queste debolezze che però sono umane. Stiamo vedendo i pericoli dell'urbanizzazione. Sì. Che cosa significa? Cosa sono quelle immagini che vediamo, Michela? Purtroppo... Quella è la ferita da decespugliatore che avevamo già visto prima. Sì. Poi c'è i pozzetti lasciati incustoditi, i vari tubi che lasciamo incustoditi, l'avvelenamento. Cioè dobbiamo pensare che quando mettiamo veleno per i topi o per le lumache non è solo il topo o la lumaca che si avvelenano, ma è tutta la piccola fauna e anche la fauna fra molte virgolette più importante, cioè quella dei rapaci notturni. Un topino avvelenato è una delle prede dei rapaci notturni, per cui abbiamo, con la mia esperienza al centro di recupero di Treviso, abbiamo potuto appurare che il numero di rapaci avvelenati è veramente sostanzioso. Qui vediamo l'urbanizzazione del riccio in ambiente... Le immondizie. Poi la gente che, piuttosto che metterli in tranquillità, ci gioca, non c'è una vera e propria coscienza globale di che cos'è il riccio, ma anche qualsiasi selvatico, insomma. Insomma, è importante che facciamo attenzione, sono piccoli accorgimenti, però abbiamo capito che il riccio si avvicina sempre più, come stanno facendo tantissimi animali selvatici, perché abbiamo visto i lupi in centro, abbiamo visto le volpi e quindi insomma gli animali si avvicinano sempre di più e quindi bisogna fare attenzione e soprattutto affidarli a chi ne sa molto più di noi, perché l'obiettivo, e c'è un'ultima immagine, non so se riusciamo a recuperarla, di quella foto in un bosco con la gabbietta in mano al momento del rilascio, che è una foto emblematica. In quel momento, quando si va a rilasciare un riccio, quali sono i sentimenti che vi accompagnano, Michela? Pensiero, perché si rilascia un animale in mezzo ad un mondo. Eccola qui. Sì, in mezzo ad un mondo dove potrebbe essere predato, potrebbe farsi male, un'inondazione, anche se sono bravissimi nuotatori, potrebbe, però anche noi, cioè, come esseri umani, a noi non piacerebbe vivere in una bolla di vetro, per cui la libertà per noi, come per tutti i selvatici, è la cosa primaria, insomma. Quante persone l'aiutano nella prima fase, quella più delicata dello svezzamento? Allora, tutti i volontari dell'associazione sono pronti e preparati, il che richiede mesi anche di esperienza, perché ogni cucciolo, ma parlo anche di tutte le specie, è diverso da un altro. Per cui bisogna saper cogliere anche un disagio o un qualche cosa che deve essere cambiato. Noi siamo contro le tabelle. Il mondo degli animali è fatto di tabelle, noi no, perché ogni singolo
ha delle prerogative e delle necessità diverse, per cui la quantità di latte, il modo in cui lo si dà, la tempistica può variare da un esemplare all'altro, anche fra un fratello e l'altro, perché fra l'altro una nidiata di ricci può essere non tutta con lo stesso padre, ecco. Per cui anche hanno caratteristiche biologiche diverse. Sì. Michela, io la ringrazio davvero tantissimo, intanto perché ci ha raccontato qualcosa di più. Io spero che a casa sia arrivato il messaggio di prendere queste piccole accortezze, di fare attenzione, perché ci vuole davvero poco per non far del male a questi animali. Grazie per averceli portati, io gliel'avevo chiesto, mi ha detto non so se sia possibile, ha esaudito questo mio desiderio, è stato molto molto bello per me poterli vedere così da vicino. Mi era successo molti anni fa di vederne uno in mezzo alla strada, in una strada molto trafficata. Ho fermato l'auto, ho preso un lenzuolo, l'ho messo da parte sull'erba e me ne sono andata via. Il timore che venisse schiacciato era tanto e quindi ho fatto questo e spero di avergli salvato la vita. Michela, grazie infinite, complimenti per quello che fate e sempre a disposizione per ospitarla nuovamente. La divulgazione è necessaria sempre. E noi siamo qui apposta. Non si porta rispetto per qualche cosa che non si conosce. Assolutamente, e questo lo leggiamo tutti i giorni. Assolutamente sì, è una grandissima verità. Grazie a Michela Dugar, Presidente dell'Associazione Progetto Riccio Europeo, e ci rivedremo ben presto con i suoi amici ricci. Grazie davvero Michela. Infinite a voi. Grazie. E noi adesso cambiamo argomento, ci spostiamo in tutt'altro scenario, siamo in un campo di volo per una iniziativa che andrà in scena domani, e allora ringrazio e spero di pronunciare bene il suo cognome, mi scuso già in anticipo, Eric Kustacher, presidente Club Papere Vagabonde, istruttore, esaminatore di multispecialità con più di 30.000 ore di volo, e buongiorno a Paolo Milan, presidente del Club Rotary di Jesolo. Grazie davvero per essere con noi e grazie anche per questa immagine bellissima alle vostre spalle. Benvenuti. Grazie a voi, noi ringraziamo la Donatella che ci ha fatto fare questa immagine. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, iniziamo con Eric e le chiedo subito, in quanto padrone di casa, se ci può spiegare che cosa accadrà domani. Allora, domani ci siamo trovati col Rotary Club di Jesolo e abbiamo deciso di fare qualcosa di tutto sommato normale, ma fa un po' di scalpore, di fare volare un pochettino di persone che hanno una disabilità, che normalmente non hanno la possibilità di poterlo fare, e abbiamo un po' raggruppato soci e volontari per far sì di portarli tutti per aria in un mondo un po' diverso, a visitare la laguna, il nostro litorale, perché noi siamo in un posto splendido ed è giusto di dare la possibilità anche ad altri di far vedere questa roba. Poi la problematica del disabile per aria non esiste, siamo noi che ci creiamo i problemi della disabilità, ma per aria siamo tutti uguali, il mondo è bello anche da quelle parti perché è giusto che lo possano vedere anche quest'altri. Cioè, Eric, la passione per il volo non ha e non deve conoscere nessun tipo di barriera? No, guai se fosse così, la barriera ce la creiamo noi, perché noi facciamo gli aeroplani per noi che abbiamo le gambe. Poi ci sono persone che hanno problematiche con le gambe e bisogna costruire anche delle macchine in modo che possano portarle anche loro. Ecco, Presidente Milan, il Rotary in che modo è coinvolto in questa iniziativa e cosa significa per il Rotary questo evento in particolare? Rotary, noi abbiamo accolto con favore l'idea che è nata qui a Papere Volanti con i ragazzi, quindi anche perché il Rotary, come voi sapete, è molto impegnato per quanto riguarda l'inclusione sia a livello nazionale, locale, europeo. Quindi uno dei principi fondamentali del Rotary è proprio quello di favorire l'inclusione e vedere che possono queste persone con disabilità fare cose che fanno tutte le altre persone normali, ci ha visto favorevolmente colpiti. Quindi siamo venuti qui con Eric e Donatella e abbiamo visto cosa si poteva fare
la cosa ci ha entusiasmato e quindi noi diciamo, ci siamo un po' suddivisi i compiti al lato organizzativo, ma per quanto riguarda proprio personalmente il mio gruppo appunto del Rotary, ma del Rotary in generale, è uno dei nostri principi, quindi favorire l'inclusione e pensare. Noi seguiamo anche altre cose come anche ad esempio la barca a vela, ma come tante altre cose dove c'è questa opinione che delle persone con disabilità non possono fare, invece qua si può fare tutto, basta solo predisporre, aiutare ed essere presenti e condividere insieme tutte queste cose. Basta solo volerlo alla fine, giusto? Esatto. Allora, Eric, questo non è solo l'unico evento, l'unica iniziativa rivolta alle persone con disabilità. Il vostro club, la vostra scuola sono molto impegnate proprio nel mondo della disabilità. Esattamente che iniziative organizzate? Allora, il nostro club sono 40 anni che esiste e nell'arco del tempo abbiamo avuto la fortuna, la possibilità di incontrare persone disabili che volevano andare a volare. Allora ci siamo detti, troviamo una soluzione e nell'arco del tempo abbiamo trovato dei disabili, un ingegnere in particolare, Alessandro Paleri, che ha studiato dei comandi per le macchine e li abbiamo dotato su tutti gli aeroplani, compreso anche sull'elicottero. E così abbiamo dato la possibilità di far volare un po' tutte le persone con delle problematiche. E nel frattempo è nata anche un'associazione a livello nazionale, i famosi Baroni Rotti, di cui siamo molto orgogliosi di far parte, perché portano del lustro all'ambiente del volo. Poi tra l'altro noi abbiamo una pattuglia acrobatica, la famosa V-Fly, che è conosciuta in tutto il mondo e fa manifestazioni in tutto il mondo sugli air show più grandi con 2 dei 3 piloti che sono in sedia a rotelle. E questa è la dimostrazione che per aria non si sono barriere. Quando una persona scende dopo questo volo, che cosa vi dice? Qual è la prima espressione, la prima reazione che si ha? Allora, la prima cosa più bella è il sorriso che ti viene dato e poi la seconda è ancora, ecco. Allora, bisogna provarlo a farlo, a portarli per aria, perché diciamo la problematica iniziale è caricarli sull'aeroplano, perché non è previsto una struttura per farlo. Noi ci siamo arrangiati con piccole gru, eccetera, ma poi col tempo tutti gli allievi, ne abbiamo fatti parecchi ragazzi con disabilità che volano da soli col proprio aeroplano e portano anche su la gente, col tempo loro hanno adottato una tecnica e da solo si arrangiano per salire. Questo è anche molto bello perché quando tu ti trovi di fronte a una persona e dici ma come cavolo fa questa a salire sull'aeroplano, e dopo 3 volte che ci prova tu vedi che ha trovato la soluzione per salire da solo. Queste sono grandi soddisfazioni che bisogna provarle, si fa fatica a spiegarle così a voce. Sono lezioni di vita. Certo, grande lezione di vita. Presidente Milan, abbiamo detto che il Rotary non è la prima volta che si affianca ad eventi di questo genere. Questa sinergia con il club Papere Vagabonde, quando nasce, come nasce e che futuro avrà? Che altri progetti, se ne avete, se potete anticiparli, avete in mente già di realizzare? Allora, faccio un preambolo che il distretto del Rotary nostro, che comprende il Triveneto praticamente, a livello di manifestazioni di inclusione è quello che ha avuto maggiore incisività sia a livello italiano che forse a livello europeo. Noi facciamo anche qui a Jesolo un happy camp sempre con il mare, dove portiamo con le barchette fuori i disabili. E quando Papere Volanti ci ha detto facciamo insieme, portiamo a volare le persone
che io mai avrei pensato che potevano volare, perché io mi metto anch'io da quella parte che avevo pensato sì, con le barchette li portiamo fuori, ma in volo. E quindi questa sinergia che adesso è nata, ci siamo trovati, abbiamo creato un gruppo che è stupendo, è armonioso, andiamo d'accordo, abbiamo gli stessi principi e io credo che ci sia, anzi che questa sia la prima di una delle tante cose che faremo assieme. Sempre che qua tutto va bene, speriamo che domani tutti si divertano, perché insomma, c'è gente che è la prima volta che sale in aereo, vero Eric? E quindi vediamo le sensazioni domani, vediamo che cosa faranno. Abbiamo avuto anche il supporto del comune di Jesolo, infatti domani ci sarà anche il sindaco che verrà a salutare tutti, e questo ci conforta anche, di essere, che abbiamo tutti vicini, anche le nostre amministrazioni. E non so se lei o il presidente Kustačer ci sapete dire quante persone hanno aderito e ci saranno domani all'evento? Per il momento, adesso non vorrei sbagliarmi, saranno una 20-25 persone che dovrebbero venire. Adesso il numero possiamo dirlo poi domani. E come si svolgerà la giornata, presidente? Allora, prima vorrei dire un'altra roba sui disabili, perché quando si parla di disabili si va sempre su situazione, bisogna creare, fare, eccetera. Quando uno, in genere, un ragazzo giovane che con un incidente qualsiasi, faccio l'esempio di Paleri che a 8 anni si è tuffato in piscina e è rimasto in carrozzella, a quell'età non aver più la possibilità di muoversi, cosa succede? L'ambiente lo mette in un angolino, gli riempie di regali, di tutto quello che vuole e rimane in un angolo senza la possibilità di muoversi. E così non aiutiamo la disabilità. La disabilità la aiutiamo se noi togliamo le famose barriere. Cosa sono le barriere? Sono i gradini dove non possono passare per entrare da qualsiasi parte. Un altro grosso problema è che io, la mia esperienza, quando vado in giro con i ragazzi della V-Fly, che giriamo tutto il mondo, arriviamo negli aeroporti e non possono andare al bagno perché la porta d'ingresso non permette alla carrozzina di entrare, o il water è talmente vicino al lavandino che non possono entrare. Questi sono i grossi problemi che hanno le persone per poter andare in giro. Se noi togliamo queste barriere, la gente può muoversi come tutti noi. E questo serve un po' come educazione a tutti gli altri. Ecco, Presidente, non mi ricordo più la domanda. Ha fatto benissimo, adesso le faccio, non si preoccupi, ma ha fatto benissimo, e volevo aggiungere, spesso alle barriere architettoniche ci sono anche le barriere mentali. Brava. Esatto, e infatti io volevo dire che ho qualche amico che ormai sono diventati cari amici disabili purtroppo per incidenti, qualcuno, anche Manuela che è qui, che comunque loro fanno una vita normalissima, e anzi io a volte li invidio perché riescono a fare più cose di quello che faccio io, perché vanno via in go-kart, con la barca e adesso in aereo, e quindi non dobbiamo pensare che una persona che ha disabilità sia diversa da noi, può fare le stesse cose, può avere qualche minimo di difficoltà, ma quando ha imparato il procedimento, come diceva Elga, quando uno di loro ha imparato a salire in aereo, ma salgono da soli senza neanche aiuto dopo un po', quindi è fantastico vedere quello che riescono a fare. Il problema siamo noi che pensiamo che loro siano diversi da noi, ma non è vero. A proposito proprio di barriere mentali, Presidente Kustačer, le avevo chiesto il programma di domani. Allora, il programma del domani inizia molto presto, che arrivano tutti i soci, metteranno a disposizione gli aeroplani, man mano che arrivano tutti, chiamiamoli ospiti, troviamo il modo di caricarli sui vari aeroplani e faremo un bel giro a visitare la laguna, che viviamo in un paradiso immenso, ci siamo pieno di fenicotteri ed altri uccelli da ammirare, e poi faremo un po' di lungocosta in modo che tutti quelli che fanno il volo possono partecipare. Poi il Rotary ha organizzato un pranzo per tutti quanti, abbiamo fatto la musica, vediamo se riusciamo anche a ballare, aspettiamo anche il sindaco di fare la festa anche con lui. Deve essere una giornata di festa, non una giornata
di disabilità. Noi domani cerchiamo di dimostrare che siamo tutti uguali. Perché è così? Assolutamente sì. E ci può parlare brevemente, raccontare brevemente quella che è il vostro club e quella che è l'attività della vostra scuola di volo? Beh, come detto, noi siamo da 40 anni che siamo qua, abbiamo una scuola, abbiamo 5 istruttori, di cui c'è la famosa Donatella, che tra l'altro è anche un campione del mondo di quota, è riuscita a salire con un'ala rotante a 30.000 piedi, dove neanche gli elicotteri grossi, quelli super elicotteri, riescono ad arrivare, il nostro orgoglio. E poi, come detto, abbiamo la scuola di aeroplani, di elicotteri, di autogiro. Abbiamo un po' tutte le specialità, facciamo 3 corsi all'anno e tutto sommato penso che siamo una bella scuola che presenta anche l'Italia all'estero, che siamo visitati da tanti stranieri qua a Caposile. Allora ricordiamo l'appuntamento per domani. Dalle ore? Noi dalle ore 10? Cioè dalle 10 in avanti, poi finché, ma penso andremo avanti almeno fino alle 5, alle 6 pomeriggio. In via Caposile 41, lo vediamo adesso la locandina in sovrimpressione, che è l'indirizzo esatto della vostra aviosuperficie. Prima giornata di volo per persone con disabilità, la prima immagino di una lunga serie, lo chiedo ad entrambi. Assolutamente sì. Allora noi già facciamo pilote per un giorno, cioè il club è socialmente molto attivo da noi, perciò feste per le famiglie, per gli amici di continuo viene fatto. Tra l'altro noi quest'anno facciamo un'altra festa, i famosi 100 anni del famoso autogiro, uno spagnolo che ha inventato l'autogiro, quest'anno fa i 100 anni, perciò faremo il raduno degli autogiri in agosto qua e cercheremo di battere il business del numero di autogiri che attualmente detiene l'Inghilterra. Ultimissima domanda per lei, Presidente Milan, l'abbiamo detto, il primo di una lunga serie. Assolutamente sì, noi siamo, è stato, anzi domani faremo il battesimo, ma sicuramente andrà tutto bene e quindi sicuramente sarà il primo di una lunga serie. Grazie davvero a Paolo Milan, presidente del Club Rotary di Jesolo, grazie ad Eric Kutzacker, porti pazienza, ma veramente oggi l'ho chiamata in tutti i modi, che è il presidente Club Papere Vagabonde, grazie anche a Donatella dietro alle quinte che ha reso possibile tutto questo. Grazie davvero ad entrambi, in bocca al lupo per domani e quando volete siamo qui per raccontare altre iniziative di questo genere che sono meravigliose. Grazie davvero ad entrambi, buon lavoro, buona giornata. Buon lavoro anche a voi. Grazie. Noi ci fermiamo per la pubblicità tra pochissimo. Rieccoci in diretta, Giro d'Italia ancora in Veneto e questa mattina in attesa della partenza della 19ª tappa Longarone tra Cime di Lavaredo, il presidente della regione Luca Zaia, il presidente della provincia e sindaco di Longarone Roberto Padrini insieme al direttore del Giro Mauro Vegni hanno deposto una corona al cimitero monumentale di Fortogna di Longarone, simbolo della tragedia del Vajont, poche ore proprio dall'avvio della tappa. La cerimonia anche Vincenzo Nibali, vincitore del Giro 2013 che vinse proprio la tappa delle 3 cime e che ieri sera ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Auronzo di Cadore. Ieri Giro d'Italia che è partito da Oderzo nella Marca Trevigiana e presente c'era il governatore Zaia che ha detto stiamo lavorando anche su altre candidature oltre a quelle proprio del Giro e delle Olimpiadi. Noi abbiamo una progettualità che è assolutamente strutturata, si va avanti con i grandi eventi, non avremo solo le Olimpiadi, non ci saranno solo ogni anno questi 3 eventi del Giro d'Italia, avremo anche l'Under 23, avremo anche altre iniziative e ci stiamo portando avanti, ma non posso anticipare altre candidature a livello internazionale. Ormai che ce l'ha detto qualcosa c'è. Che sarà sport?
La carta dei grandi eventi continua a essere quella vincente per il Veneto, prima regione turistica d'Italia. Per questo Luca Zaia vuole giocarsela fino in fondo. Dopo la tappa 17 con arrivo a Caorle, la numero 18 parte da un Oderzo vestita di rosa, oltre 15.000 le presenze, destinazione Val di Zoldo, il primo tappone dolomitico, aspettando la Longarone, 3 cime di Lavaredo. Luogo nel quale non si arrivava più da 10 anni, l'ultima vittoria l'ha fatta Vincenzo Nibali, che è un po' il testimonial, no? delle 3 cime, e penso che sia ancora un'occasione per valorizzare il Veneto, per valorizzare le bellezze del Veneto, passando per quel gran lungomare da Jesolo fino a Caorle ieri con l'arrivo a Caorle, ma poi valorizzare la campagna veneta, l'entroterra veneto, per finire poi nell'area delle Dolomiti, che è un'area che ci sta molto a cuore. Per il resto le emozioni sono quelle di sempre, e questo lungo tutti i 161 km del tracciato, dove si alternano tifo e pronostici. L'ultimo vincitore a Roma sarà Roglic sicuramente. Come la trova questo Oderzo? Bella, bella. Anche Caorle ieri comunque magnifica, tanta gente, tanto spettacolo e tanto sport. Chi vince? Caruso. Sì. Caruso. Mai sapere, ha espresso un bel pensiero, ha detto che lui è qua per divertirsi, per cui non si sa mai che la buona sorte lo possa far vincere. Sempre Colombia, anzitutto, sempre Colombia, forza Colombia. Grazie Antena 3, siete meravigliosi. Viva Italia! Domenica torna la 47esima edizione della Vogalonga, il via con il tradizionale colpo di cannone alle 9 in punto dal bacino di San Marco, e ci sarà quest'anno un premio intitolato al grandissimo Lino Toffolo. 8 maggio 1975 parte la prima edizione della Vogalonga, e sicuramente Venezia recupera quello che era il significato del vivere da veneziani il proprio ambiente, nel rispetto dello stesso, quindi praticando l'ambiente per come la natura ci impone, con un equilibrio, vogando alla veneziana e mettere da parte i motori. Sarebbe bello tornare a quell'8 maggio del 1975. Così il delegato del sindaco Giovanni Giusto racconta l'inizio della Vogalonga, che domenica in Canal Grande vivrà la sua 47esima edizione. Partenza con il classico colpo di cannone alle 9 in punto dal bacino di San Marco. Al via ci saranno 2.000 imbarcazioni, più di 7.300 partecipanti, dei quali però ben 5.000 stranieri provenienti da 40 paesi. Anche questa è la fotografia di una città che cambia, con sempre meno veneziani. La Vogalonga continua a essere legata alla laguna, alla tradizione della voga e del remo, e quindi probabilmente mantenendo intatti quelli che sono stati i principi che l'hanno ispirata, continua a essere apprezzata dai veneziani e non. Negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10-15 anni, si è visto un aumento delle persone che partecipano da fuori Venezia, dall'estero, dall'Italia, che continuano a venire apprezzando sia la parte ludico-sportiva che la parte appunto legata al mantenimento delle tradizioni. E ci sarà anche un premio dedicato al grandissimo Lino Toffolo lungo i 30 km di percorso a Murano, da completare in 6 ore. Così lo ricordano i figli. Abbiamo fatto questo premio per premiare la barca più divertente, simpatica, stramba, curiosa, che passerà davanti alla nostra Vogalonga. Con il ricordo di mio papà, perché è impossibile non fare la Vogalonga, non continuare a fare la Vogalonga. Per noi è una festa di famiglia. Come c'è Natale e compleanno, Vogalonga. Gli alunni delle classi prime delle scuole primarie di Spresiano, Lovadina e Visnadello si sono cimentati in sicurezza alla guida dei kart. Obiettivo: promuovere la sicurezza stradale anche tra i più piccoli. Con il kart in piazza ma in sicurezza. L'iniziativa di ACI, in collaborazione con la provincia di Treviso, Comune e Polizia Locale di Spresiano, per insegnare ai più piccoli i segnali stradali e l'importanza del rispetto delle regole. Un modo per educare fin da bambini alla sicurezza. Partire dai più piccoli per agire sull'educazione, che è prevenzione. Assolutamente, partire dai più piccoli, perché noi speriamo di creare in questo modo dei bravi conducenti futuri, sia che siano essi alla guida di veicoli, macchine, moto, ciclomotori, sia comunque anche proprio per
interiorizzare le regole. L'iniziativa si inserisce all'interno di un progetto più grande sull'educazione stradale che coinvolge le scuole primarie e secondarie della Marca. Questa volta dai banchi si è passati alla strada. Per i bambini, infatti, è stato pensato un percorso per i kart adatto a loro. Dopo aver spiegato questa cosa in classe si è pensato di fare una cosa pratica, quindi abbiamo creato un percorso sopra la piazza, proprio come se fosse una strada vera e propria, con la segnaletica, e loro hanno messo in pratica, alla guida di questi mini kart, che comunque sono sicuri perché sviluppano una velocità tra i 9 e i 10 km, non di più, hanno fatto questo percorso mettendo in pratica anche i segnali, quindi il segnale della curva, il segnale dello stop, il segnale della velocità, tutto quanto sotto, diciamo, il diretto controllo di personale dell'ACI. Tavolo Sicurezza Stradale è il nome del progetto, che si impegna negli ambiti della salute, del sociale, dell'educazione e della viabilità. Un piano provinciale che si concentra sull'educazione e sulla prevenzione per la sicurezza stradale. È un progetto che è nato dall'azienda sanitaria ULSE, dalla provincia insieme e dalla prefettura, quindi è l'unione delle istituzioni. Il progetto si chiama Tavolo della Sicurezza Stradale e appunto ha l'ambizione di mettere insieme tutte le istituzioni, oltre che quella di cercare di fare qualcosa di veramente concreto sul combattere la piaga degli incendi stradali. Alpini del gruppo Salsa Reginato di Treviso in visita al Parlamento europeo di Bruxelles con tanto di cappello e gagliardetto. La tua esperienza? È stata molto positiva perché quello che ho visto è stato molto piacevole. Al di fuori della visita al Parlamento europeo, la città è stata bellissima e siamo riusciti a visitarla abbastanza bene in questa giornata. Alpini del gruppo Città di Treviso Salsa e Reginato in visita al Parlamento europeo a Bruxelles, cappello in testa, un folto gruppo di penne nere trevigiane non ha solo potuto andare alla scoperta della città, ma ha avuto accesso anche al Parlamento. Com'è stata questa esperienza? No, bella, bellissima, non credevo, non avrei mai pensato di finire a vedere un Parlamento europeo. Bello perché noi abbiamo le voci, non vediamo la realtà, quando la vedi è completamente diversa, capisci che la gente sta lì, non è che si diverte, lavora. Una conoscenza reciproca, visto che il gruppo ha visitato il Parlamento e la città contraddistinto da cappello e gagliardetto, tanto che gli alpini non sono sfuggiti in aeroporto neppure a una turista etiope alla quale evidentemente le penne nere e Treviso sono rimasti nel cuore. Mi chiamo Seble. Piacere. Noi siamo alpini d'Italia. Sezione? Treviso. Che bello Treviso. Quindi il rientro in serata, stanchi ma soddisfatti, con Bruxelles che lascia un po' di sé negli alpini e gli alpini che lasciano un po' di loro stessi nei luoghi cuore delle istituzioni europee. È tutto per questa prima edizione, grazie per essere stati con noi. Alle 18:30 torna l'informazione della nostra emittente. Buon pomeriggio, arrivederci.